Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio due donne, una di Forza Italia della sesta circoscrizione Barbara Oddorico e una di Alleanza Verdi Sinistra Serena Pellegrino, consigliera regionale. Quindi se volete dialogare con le nostre ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta al nostro consueto numero oppure scrivendoci una mail. Avremo la rassegna stampa e collegamenti esterni, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmer-ARPA regionale, vediamo che la situazione generale ci dice che c'è una saccatura nel Mediterraneo che fa fluire sul nord Italia correnti umide meridionali in quota. Un fronte interesserà la regione tra mercoledì e giovedì, generando una depressione sull'Alto Adriatico, insomma è già arrivato. Quindi oggi, giovedì 5 febbraio, cielo coperto, nella notte e al mattino probabili precipitazioni diffuse, deboli o moderate a est, più abbondanti sulla fascia occidentale, con quota neve variabile e oscillante intorno ai 1000 metri, a quote inferiori nelle valli più interne e a quote superiori invece sulle prealpi meridionali. Neve fino a fondovalle nel Tarvisiano, sulla costa acqua alta nella notte, nel pomeriggio solo qualche precipitazione residua, sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata in calo dal pomeriggio. Quindi questa è la situazione di oggi. Andiamo a vedere invece il cambiamento di domani, venerdì 6 febbraio, cielo in prevalenza coperto con possibili piogge deboli o moderate su pianura e costa. Sulla zona potrebbe soffiare vento, sulla costa potrebbe soffiare appunto vento da nord-est, debole o moderato fino al pomeriggio, e poi ancora verso sabato evoluzione incerta, probabilmente avremo cielo nuvoloso o coperto con la possibilità di qualche pioggia sparsa su pianura e costa, in serata possibili nebbie. Questo è il quadro appunto del meteo, del tempo, l'evoluzione per i prossimi giorni. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani che sono in edicola oggi e vediamo la prima pagina del Piccolo. Si apre naturalmente con il terremoto nella Triestina, milioni spariti, blitz in sede e 15 indagati. Poi rivedremo anche il nostro servizio. Bufera sul calcio, i sospetti di procura e guardia di finanza riguardano le 3 ultime gestioni, perquisizioni e sequestri anche nelle case dei dirigenti. Sono accusati di riciclaggio e di falso in bilancio, rischio imminente di fallimento della società. Quindi la società di calcio sarebbe stata usata per riciclare e distrarre denaro a fronte di conti in rosso e una montagna di debiti. E questa è l'ipotesi investigativa alla base dell'inchiesta che ha travolto l'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918. L'indagine della Procura di Trieste punta a far luce su fondi anomali per 50 milioni di euro, 15 gli indagati per riciclaggio e reati societari e tributari. L'ira di Piazza è un disastro, tifosi sconcertati e demoralizzati, già trasferite tutte le corse, i cavalli via da Montebello. Invece questo è un altro argomento di cui abbiamo parlato anche ieri. A oltre 30 anni dall'assedio, spari sui civili a Sarajevo, individuato un pordenonese. Ne abbiamo parlato anche noi ieri. Si tratta dei cosiddetti cecchini del weekend, davvero una vicenda bruttissima. Giochi olimpici di Cortina, attacchi hacker agli hotel e ora Cortina nevica fin troppo. Basket di Champions, finale 85-91 al Pala Rubini, il KO bianco-rosso, quindi cattive notizie dallo sport. Vediamo a Trieste nel file d'inchiesta, Epstein trattò l'acquisto del castello di Duino, il caso internazionale. Ancora mail a raffica, una visita annullata in extremis, vicenda che risale al 2010. In Portovecchio, a una settimana dall'ultimo sgombero, lo ricorderete, occupato lo stabile di maggior prestigio, decine di disperati nell'ex palazzo della direzione. Qui vediamo un'immagine abbastanza emblematica. Vannacci, io la vera destra, sale l'ipotesi Zaia vice Lega, l'ex generale attacca Salvini. Ancora Bobby Baslen, le lettere riscoperte, scritte tra il 49 e il 57 a Virginia
Virgilio Giotti. Vediamo il piccolo di Gorizia, anche qui l'ex generale che attacca Salvini, anche qui il caso internazionale per l'acquisto da parte del miliardario del castello di Duino, poi ancora però la vicenda, anche di questo ci siamo occupati ieri, bimbo morto nel pozzo, conferma per il sindaco 1 anno e 10 mesi a Ziberna, stessa pena del primo grado, niente sconti a Boaro, Gibelli e Menato, concluso a Trieste il processo d'appello sulla tragedia del luglio 2020 a Villa Coronini, assolti 2 imputati, fra 90 giorni le motivazioni. Anche qui naturalmente la vicenda della Triestina e gli spari sui civili a Sarajevo. Nella pagina di Gorizia, multe a raffica nelle zone blu e in sosta vietata, sono 15.000 durante Go 2025. Ancora, scusate, la proposta Monfalcone, uno sportello per chi denuncia il pizzo islamico, questa è la nuova iniziativa. Andiamo a vedere gli altri giornali in edicola oggi. Il Corriere della Sera, diamo una veloce carrellata sui titoli principali, si parla ancora della sicurezza, correzioni dal Colle, questo è il titolo principale, scontro Vannacci-Salvini, malumori nella Lega, i timori del centrodestra, modifiche su fermo preventivo e scudo penale, risoluzione unitaria delle opposizioni, oggi il Consiglio dei Ministri. Ancora la sfida del generale e Matteo a tradire, io sono la vera destra. Tutelare i cortei, servono più agenti e pagati meglio, l'intervista a Bonaccini, presidente del Partito Democratico. Merz scarica i francesi, caccia europei, Berlino sonda l'asse con Roma e il Regno Unito. Vediamo ancora i file di Epstein e il caso Gates, l'ex moglie Bill deve dare risposte, spunta un capo della CIA, Donald contro un reporter della CNN. Vertice sul nucleare, il braccio di ferro tra gli USA e l'Iran, e ancora la ritirata di Trump, 700 agenti federali via da Minneapolis. Vediamo la Repubblica, il Quirinale corregge il decreto sicurezza, oggi il Consiglio dei Ministri, cambiano scudo penale e fermo preventivo. I dubbi di La Russa, dopo l'addio Vannacci contro Salvini, il traditore è lui, prono al governo. Cancellato dall'Angelo il volto di Meloni, la polemica che aveva tenuto banco nei giorni scorsi. Gutierrez, il potere ha sostituito la legge, l'ONU in fallimento, questa è l'intervista sulla Repubblica. Olimpiadi, tutto pronto a San Siro, sventato attacco hacker russo. Washington Post, Bezos licenzia 300 giornalisti. La Stampa, pacchetto sicurezza e paletti del Quirinale, i dubbi di Mattarella su scudo penale e fermo preventivo, Piantedosi pronti a modifiche. Torino, scarcerati gli antagonisti, all'università scritte d'odio contro la polizia. Appendino, Italia più insicura con Meloni, attacca l'ex sindaca, poi referendum, Schlein ora vede la rimonta, poi ancora il Medio Oriente, così le resistenze dell'Iran sui missili avvicinano gli Stati Uniti alla guerra. Anche qui il caso Vannacci, a Salvini, tu il vero traditore, e parte la caccia ai leghisti delusi. Disgustata da Bill Gates, l'ex moglie Melinda e i file di Epstein, ora chiedo giustizia per le ragazze vittime. La scure di Bezos sul Washington Post, anche qui. Il Fatto Quotidiano, Garante, i verbali, Ghiglia and Company si opposero a rivedere i conti, le parole di 3 whistleblower ai PM di Roma. E ancora pure La Russa evoca lo stato di polizia, trattativa col Colle, norme a elastico. Questi i titoli principali. Il Giornale, la fiamma è a Milano, allerta raid anarchici, alla Salis tedesca 8 anni di carcere, a quella italiana 20.000 euro al mese, sinistra e sondaggi fake, il generale già vacilla, arresto nel centrodestra. Il Libero, tutti a casa i picchiatori rossi, poliziotti martellati, martellatori liberi, già rilasciati gli unici 3 arrestati dopo gli scontri di Torino. Nell'università, dopo le violenze
violenze e le scritte shock a Torino, nell'università che ha regalato uno spazio al centro sociale sgomberato. Il domani, sicurezza, patto Mattarella-Meloni, la stretta c'è ma la forma è salva. Contro mozione unitaria e referendum, l'opposizione si compatta. Schlein, il no vincerà. Minnesota, dietro front Trump sull'ICE, anche questa è una notizia che abbiamo trovato in altri quotidiani. Il Sole 24 Ore, auto europea assediata dai big asiatici, servono incentivi e bonus per l'elettrico, e ancora la sfida dei concerti, Live Nation compra il forum di Assago per 90 milioni di euro, e questa invece è una notizia abbastanza inedita per quanto riguarda i giornali di oggi. Allora, torniamo sul piccolo, il piccolo di Trieste, per il caso Triestina che ha sconquassato un po' il mondo dello sport e dei tifosi, ma non solo, insomma un po' tutti coloro che si interessano all'Unione. Fiumi di soldi scomparsi, riciclaggio e finte fatture, Triestina arriva la finanza. Perquisizioni e sequestri in sede, 15 indagati fra gli amministratori degli ultimi anni. Nel mirino anche il denaro confluito in cassa dal 2022 al 2025, lo spettro del fallimento. Ieri ce ne siamo occupati con un servizio di Gianluca Paladin che è andato sul posto proprio mentre c'era in corso questa perquisizione, una di queste perquisizioni da parte della Guardia di Finanza nella sede appunto dello Stadio Rocco della Triestina. Forse possiamo rivedere insieme il servizio di Gianluca Paladin proprio su questa nuova inchiesta sulla Triestina, queste perquisizioni nella sede appunto dell'Unione. Non vedo pronto ancora il servizio, vado avanti a leggere proprio l'articolo di Maria Elena Pattaro. La società di calcio sarebbe stata usata per riciclare e distrarre denaro a fronte di conti in rosso e una montagna di debiti, e questa è l'ipotesi investigativa alla base dell'inchiesta che ha travolto l'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918, storica squadra di calcio di Trieste che milita in Serie C specifica. L'indagine punta a fare luce su finanziamenti anomali per 50 milioni di euro, 10 sarebbero da ricondurre alla gestione di Atlas Consulting, gli altri 40 alla successiva gestione americana, 15 gli indagati per riciclaggio, reati societari e tributari, tra cui un giro di fatture false per oltre 900.000 euro. Si tratta degli amministratori che negli ultimi anni si sono avvicendati al vertice delle società, compresi canadesi e statunitensi. Ieri mattina è scattato il blitz della Guardia di Finanza di Trieste, che ha eseguito una serie di perquisizioni e sequestri nella sede della società in piazzale Azzurri d'Italia, dove le fiamme gialle si sono presentate in borghese. Allora rivediamo proprio il servizio su questa operazione della Guardia di Finanza. Blitz della Guardia di Finanza alla sede della Triestina Calcio, si indaga per riciclaggio di denaro falso in bilancio e reati tributari. Sono 15 le persone sotto la lente degli investigatori. Un vero e proprio terremoto quello scatenatosi in casa Unione, dalla crisi sportiva ai guai legali, e ora la palla è passata alla Procura della Repubblica di Trieste. La perquisizione dei finanzieri è scattata in mattinata alle 9 e proseguita per gran parte della giornata. Le indagini si concentrano su un finanziamento anomalo di 40 milioni di euro. Perquisite anche le abitazioni dei 15 indagati. Si tratta di persone statunitensi e canadesi che amministravano le varie compagnie societarie che in questi anni si sono inserite nel mondo del calcio triestino: Atlas Consulting, LBK Triestina Holdings e House of Doge. I militari hanno sequestrato documentazioni e i computer della sede sono stati bloccati. Interrogati anche alcuni dipendenti presenti, soprattutto in merito ai pagamenti degli stipendi. I preliminari accertamenti investigativi, recita la nota diramata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza, hanno consentito di ipotizzare possibili condotte di riciclaggio per milioni di euro confluiti fra il 2022 e il 2025 nelle casse della Triestina Calcio e riconducibili a società di diritto italiano ed estero. Le indagini si concentrano anche sull'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per quasi 1 milione di euro. Un legale dello studio che segue le vicende della Triestina Calcio, contattato telefonicamente dalla nostra emittente, non ha voluto rilasciare dichiarazioni. L'indagine, coordinata dalla Procura Triestina, prosegue di pari passo con quelle delle procure di Milano e Roma, concentrate su indebite percezioni di denaro pubblico.
Allora, queste le notizie, torniamo all'articolo del giornale, stretto riservo sui nomi, ma visto il periodo considerato si può dedurre che tra gli indagati sarebbero finiti quantomeno gli attuali amministratori canadesi Margiotta e Zentner e i predecessori, insomma si fa tutta una serie di nomi da Menta, Stella, eccetera. Gli accertamenti dei militari del nucleo di polizia economico-finanziaria sono andati avanti per l'intera giornata su delega della Procura di Trieste. L'obiettivo è fare chiarezza sulle svariate anomalie della gestione della Triestina Calcio da parte delle ultime compagini, in particolare appunto la Atlas Consulting, la LBK Triestina Holding, LLC, società statunitense con sede nel Delaware, soggetto dai profili opachi che attualmente detiene la totalità del capitale dell'Unione Triestina. Una voragine di perdite con costi fuori controllo, dagli USA 34 milioni. Dal 22 un deficit in costante crescita compensato dai soci di LBK Holding, solo nell'ultimo esercizio un buco di 19 milioni. I nuovi tentano il risanamento. Qui si fa un po' la cronistoria, insomma, delle ultime gestioni della Triestina. Qui vediamo alcuni degli uomini della finanza che escono dalla sede, come abbiamo visto nel servizio di Gianluca Paladin. Qui vediamo ancora i commenti di piazza: è un disastro, mi aspetto chiarezza, lodi, faccenda grave, Scoccimarro, stiamo bene attenti, Polidori, più dialogo, club, istituzioni, insomma tutti intervengono su questo shock che in realtà insomma ha lasciato sconcertati e pieni di rabbia, vediamo qui i tifosi, ma sconcertati appunto e disperati, ma nessuno si è sorpreso. I gruppi dei supporters preoccupati per un futuro che temono fosco, e c'è chi si appella alla politica si impegni per coinvolgere persone adeguate. I giocatori e il tecnico al Grezzari, il gruppo di Marino pensa solo al campo, salta la seduta del mattino ma per il meteo, questa insomma la versione ufficiale. Il Quirinale, vediamo invece c'è l'attualità, chiede modifiche su scudo e fermo preventivo, è un altro argomento, ne parlano un po' tutti i giornali questa mattina. Il governo corre per portare il testo in Consiglio dei Ministri, l'interlocuzione con il Colle è stata ottima come sempre. Ma andiamo alla edizione di Gorizia e Monfalcone, la versione isontina, insomma l'edizione isontina del giornale, e ci spostiamo subito a vedere le pagine proprio di Gorizia. Soste vietate, zone blu, una strage di multe durante Go 2025, quasi 15.000 le contravvenzioni elevate, colpiti anche gli abbandoni di rifiuti del Sordi, dice è stato un anno impegnativo, l'assessore, l'organico dovrà essere potenziato, ma c'è anche la notizia di cronaca giudiziaria, come abbiamo visto in prima pagina, precipitato nel pozzo, confermati a Ziberna 1 anno e 10 mesi, assoluzione per 2. In appello rimangono le condanne anche di Menato, Gibelli e Boaro, escono invece Sgubin e Pascoli per non aver commesso il fatto. Ricordiamo, si tratta del processo per la morte del 13enne Stefano Borges, che era caduto nel pozzo di Villa Coronini Kronberg. Ieri abbiamo realizzato un servizio dalla nostra redazione di TV12, allora rivediamo insieme. La Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Gorizia di condanna per il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna a 1 anno e 10 mesi di reclusione per l'omicidio colposo aggravato in relazione alla morte di Stefano Borges, il bambino di 13 anni che morì cadendo in un pozzo del parco Coronini Kronberg il 22 luglio del 2020. Oltre a Ziberna, confermata la condanna anche per altri 3 imputati del curatorio della Fondazione. Si tratta di Marco Menato, Tiziana Gibelli e Maurizio Boaro. Per loro la condanna di primo grado era stata ad 1 anno e 4 mesi. Per tutti anche 2 mesi di arresti per violazione di norme in materia antinfortunistica. Sono stati invece assolti per non aver commesso il fatto Raffaella Sgubin e Bruno Pascoli, a cui è stata revocata anche la provvisionale di 100.000 euro disposta dal giudice del Tribunale di Gorizia. Leggendo la sentenza capiremo sia le ragioni del mancato accoglimento dei motivi d'appello delle difese delle persone nei cui
cui confronti la sentenza è stata confermata e anche le ragioni della revoca della provvisionale, ma si tratta di questione marginale rispetto alla gravità del fatto e soprattutto all'impegno che la Corte ha messo nel pronunciare questa sentenza dopo 2 ore abbondanti di Camera di Consiglio. Il pubblico ministero Ilaria Iozzi nel processo di primo grado aveva chiesto una pena più alta per Ziberna, 4 anni e 3 mesi e 3 mesi di arresto, e per gli altri coimputati 4 anni e 3 mesi di arresto. Allora, vediamo ancora altre notizie, torniamo all'attualità italiana. Piantedosi in Senato, insinuazioni indegne sugli scontri di Torino. Ancora cancellato il restauro con il volto della Premier, una folla per vederlo, la processione di curiosi. Scarcerati 3 antagonisti, Salvini critica la scelta del GIP. Ancora Vannacci attacca la Lega, il vero traditore è Salvini. Il generale non si risparmia contro il suo ex partito e affonda ogni colpo. Un giorno sovranisti, un altro progressisti, non è possibile fare così, dice Vannacci. L'europarlamentare ha citato i dati di Youtrend, mica male il 4,2%. Il leader del Carroccio dice chiuso un capitolo, da oggi siamo più forti, sale l'ipotesi Zaia, vice segretario, l'asse dei governatori lo spinge, probabilmente anche il nostro governatore, appunto Massimiliano Fedriga, che ieri abbiamo sentito al microfono. Ma prima di risentire l'intervista ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico oggi in città. Abbiamo al telefono il commissario Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, buongiorno Bucarella e tutti quanti cittadini in ascolto. Buongiorno. Diciamo per quanto riguarda la notte appena trascorsa, non abbiamo grandi cose da raccontarvi, a parte un intervento per sostanza viscida in via Paesiello. C'è stato bisogno della pulizia da parte della ditta incaricata. Comunque nessuno fortunatamente non si sono verificati danni. A tal proposito consiglio comunque prudenza, perché ci sono sempre precipitazioni. Ormai l'asfalto dovrebbe essere abbastanza pulito, però il fatto di essere bagnato, soprattutto eventualmente in caso di pneumatici non proprio nuovi, potrebbe generare scivolate, perciò attenzione come sempre alla guida. Quanto riguarda il resto, oggi abbiamo in programma dalle 9 alle 13 lavori semaforici, sempre per tempo permettendo, credo, certo, in Piazzale e Cagni, e poi nel pomeriggio in Baiamonti, Sagliata e Istria, ma magari ne riparleremo nel collegamento dell'ora di pranzo. Cosa importante invece, sì, oggi praticamente ci saranno diversi disagi nella zona d'Alviano Svevo, perché abbiamo dei lavori in via d'Alviano che praticamente sarà a senso unico verso città per uno scavo, e perciò anche dovranno essere deviati i tir da Largo Baiamonti, uscita GVT, dovranno passare praticamente davanti alle torri e scendere la via dei lavoratori, perciò la semicareggiata, da via dei lavoratori verso le torri sarà chiusa fino a via Broletto, e sarà possibile solo transitare verso città. In contemporanea abbiamo dei problemi sull'ingresso dello scalo Legnami, l'intersezione interessata da una buca, per intenderci sotto il ponte della ferrovia nei pressi del centro commerciale. Certo, ne abbiamo parlato. Abbiamo dovuto effettuare dei transitamenti, forse ne avete parlato, sì, mi è sfuggito, perciò potrebbero esserci anche lì in zona un po' di rallentamenti, speriamo un po' e no un blocco completo, anche perché i camion arriveranno comunque da sotto, da via dei lavoratori. Vediamo un po' come va, abbiamo per il momento già una pattuglia sul posto, se servirà eventualmente spero di implementare il servizio. Per il resto il traffico in generale in centro città, da quanto vedo nelle telecamere,
scarso come vista l'ora, ripeto, attenzione al manto stradale bagnato, e quindi vi ripasso la linea. Grazie di tutte le informazioni, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie, un buon lavoro a tutti. Grazie. Allora abbiamo visto insomma che bisogna fare attenzione, in particolare zona Via Dalviano, Svevo e ingresso Scalo Legnami, insomma potrebbe essere un po' difficile oggi la circolazione in quella zona. Allora torniamo alla politica, come vi dicevo tiene ancora banco naturalmente il caso Vannacci, l'uscita dalla Lega e il dopo uscita appunto dal partito del Carroccio dell'ex generale, e ieri su questo abbiamo ma anche su altro abbiamo sentito il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Vediamo. Uno legittimamente può cambiare idea ed evidentemente l'ha cambiata, ma altrettanto doverosamente dovrebbe dare le dimissioni dall'incarico che ha avuto tramite quell'idea e tramite quegli elettori, non nel rispetto, ribadisco, della Lega, ma nel rispetto dei cittadini italiani e degli elettori italiani. Non fa sconti a Roberto Vannacci il presidente della regione. Massimiliano Fedriga non dice apertamente di essere contento dell'uscita dalla Lega del parlamentare europeo, ma poco ci manca. È richiesto, se sarà chiesto a Salvini di rendere conto della vicenda, fa capire, stavolta sì in maniera esplicita, che ciò non sarà necessario. Qui c'è evidentemente un tradito e un traditore. Io sto sempre da parte delle persone leali, non di chi tradisce. Parlando con i giornalisti a margine della visita a Padriciano, il presidente Fedriga è tornato, per liquidarle velocemente, anche sulle polemiche innescatesi la scorsa settimana in tema di sanità. Raccontare le riforme è sempre difficile, cavalcare la protesta è sempre molto facile. Però noi abbiamo la responsabilità di guardare al futuro anche del sistema sanitario e di progettarlo. Il presidente della regione è poi intervenuto anche sulle questioni collegate alla sicurezza, partendo dagli episodi di criminalità giovanile verificatisi di recente anche a Trieste. A me sembra una cosa incredibile che anche in una scuola media di Trieste si sia manifestato un evento come questo, e la conseguenza del ragazzo che l'ha fatto, che non vuol dire ovviamente rovinargli la vita, ma non può essere semplicemente sin punizione. Questo serve non soltanto come parte, diciamo, repressiva, che un ragazzo delle medie bisogna spiegargli e costruirlo, ma anche come parte preventiva, per dire che se uno compie atti del genere delle conseguenze esistono. Laddove, per quel che riguarda gli scontri, non solo quelli avvenuti sabato scorso a Torino, la posizione di Fedriga è durissima, paradossalmente più ancora verso chi, a quegli animi, a suo dire non del tutto inconsapevolmente, dà fuoco. Non è che qualcuno può sempre cercare di alimentare il fuoco e poi quando la bomba esplode qualcuno dice no, ma io non c'entro nulla, perché è vero che non c'entra nulla sugli atti violenti, ma continuare ad alimentare dei racconti dove c'è qualcuno che combatte il fascismo, che in questo paese dove il fascismo non esiste, fortunatamente è stato superato da anni, ovviamente alimenta anche qualcuno che di questo trasforma questo in un estremismo violento. Quindi non è che è indifferente quello che si dice, che è quello che contesta Vannacci, per esempio. Io lo dico con coerenza da una parte e dall'altra. Allora, torniamo alle notizie dell'attualità delle pagine appunto del Piccolo, ne abbiamo parlato anche noi ieri, si parla di ambiente, tutela dell'ambiente marino in particolare, sversamenti in Adriatico da tutelare, paesi dell'area al lavoro insieme. Ieri sono stati presentati nella sede dell'INCE i risultati di un progetto di monitoraggio. Vediamo, la squadra internazionale era già stata testata un paio d'anni fa, nel 2023, 6 gli stati coinvolti dall'Italia e il Montenegro, previste esercitazioni transfrontaliere, lanciato l'appello per un coordinamento stabile, formazione e esercitazione in un contesto istituzionale. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Lungo tutto il litorale adriatico non ci sono zone prive di vulnerabilità di livello da medio ad alto e anche altissimo per quanto riguarda i possibili danni da un incidente in mare. Ecco perché è sempre più necessario fare prevenzione. È uno dei primi risultati del progetto ASAP, nel quale l'OGS ha realizzato una mappatura delle aree costiere più sensibili del nostro mare. Il segretariato dell'iniziativa centroeuropea ha riunito nel progetto l'Istituto Nazionale di Oceanografia e altri enti e soggetti interessati per completare il lavoro sull'analisi dei rischi, basato soprattutto sulla simulazione di fuoriuscite di idrocarburi. Grazie a un lavoro preciso, puntuale
da parte di INCE, che ha riunito istituti scientifici di altissimo livello, tra i quali l'Istituto Oceanografico di Trieste, un grande studio sulla situazione della sicurezza ambientale del mare. Abbiamo capito che non è esente da rischi, i rischi sono tantissimi. Un tema sul quale Italia, Slovenia e Croazia avevano già lavorato insieme nel progetto NAMIRS per la collaborazione degli operatori del soccorso e delle istituzioni transfrontaliere. Abbiamo visto che non esiste un rischio zero e la capacità nostra di prevenzione trae anche origine dal fatto che circa 2 anni fa, proprio grazie a INCE, è stato dato vita ad un progetto NAMIRS molto importante che ha messo insieme Capitaneria di Porto di Trieste, autorità slovene e croate per esercitazioni a mare, per incominciare a creare delle condizioni per cui davanti a una situazione di potenziale rischio effettivo di tutela di sicurezza dell'ambiente siamo in grado di intervenire coordinando le diverse autorità. Torniamo sul giornale, le pagine di Istria, Quarnero e Dalmazia, Fiume 30% in più di gasolio dalla raffineria potenziata, si parla ancora appunto di idrocarburi. Allora l'inchiesta della Procura di Milano invece, anche di questo ci siamo occupati ieri, cecchini del weekend a Sarajevo, un friulano indagato e perquisito ha ucciso donne e bambini, un ex camionista ottantenne di San Vito al Tagliamento è accusato di omicidio volontario continuato, in casa trovate armi. I testimoni si vantava di fare la caccia all'uomo, accertamenti anche su un carnico. Si sarebbe vantato con altre persone di essere andato a fare la caccia all'uomo nella Sarajevo assediata dai serbo-bosniaci tra il 92 e il 95, un ex camionista di San Vito al Tagliamento, oggi ottantenne, la prima persona a finire indagata nell'inchiesta della Procura di Milano sul caso del cecchino, dei cecchini appunto del weekend. Qui c'è anche lo scrittore appunto che denunciò per primo, sentita una giornalista pordenonese su questi casi appunto di questa inchiesta partita proprio dalla vicenda raccontata dal giornalista. Rivediamo insieme il nostro servizio. Svolta nel caso dei cosiddetti cecchini del weekend durante la guerra nella ex Jugoslavia. C'è un indagato per omicidio volontario continuato aggravato nell'inchiesta aperta a Milano nei mesi scorsi dopo l'esposto dello scrittore Ezio Gavazzeni su alcuni cittadini italiani facoltosi che pagavano per andare a uccidere anche donne, anziani e bambini nella Sarajevo assediata tra il 92 e il 95. Da quanto si è saputo nelle indagini del ROS dei Carabinieri, oggi è stato notificato un invito a comparire per l'interrogatorio fissato per lunedì prossimo per un ottantenne ex autotrasportatore residente in provincia di Pordenone. Nel documento dello scrittore venivano riportate anche le parole dell'ex 007 dell'intelligence bosniaca Edin Subasic sul fatto che a inizio 94 i tiratori turistici partivano da Trieste, un fatto a conoscenza dei servizi italiani che poi avrebbero interrotto quegli orribili safari. Tra i racconti agli atti anche quello di un soldato serbo catturato che riferì allo 007 bosniaco di aver assistito in prima persona al trasporto di uno dei cacciatori. Fu quel test oculare a parlare di italiani che arrivavano da Milano, Torino e Trieste. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta a 7:37 del mattino, allora andiamo nuovamente a vedere il giornale, il piccolo nelle pagine interne, si parla anche nell'attualità del caso Epstein, le carte insomma del finanziere statunitense che riguardano il nord-est e in particolare in questo caso il castello di Duino. Epstein è il nord-est, la villa e il castello, dai file dell'inchiesta USA spuntano gli affari Val San
poc'anzi, Bio a Padova e Duino a Trieste, il castello di Duino, appunto la richiesta di acquistare il castello. Il maniero a picco sul mare, andiamo a vederlo, le trattative del magnate per comprare Duino. Qui si trova tutto nei files, appunto nei file riguardanti il caso del finanziere americano, poi condannato e morto in carcere. La prima prova dell'interesse di una mail, in una mail del 10 ottobre del 2010, poi mesi di messaggi e tentativi di organizzare una visita. Il prezzo di vendita proposto dai Torre Tasso era prima di 20 milioni, poi saliti a 30. Qui vediamo altri casi invece di cronaca italiana. Ilenia uccisa per un calcio dato al cane, il fratello confessa: non volevo farlo. La ragazza picchiata e accoltellata alle spalle mentre provava a fuggire. Nei quartieri popolari di Napoli inutili soccorsi, la successiva corsa in ospedale. Anche qui viene riportata la notizia che abbiamo già visto prima: precipitato nel pozzo a Gorizia, confermata la condanna a Ziberna, travolto dalla valanga mentre fa snowboard, muore a 33 anni. Simone De Ciglia si trovava nei boschi tra il Lussari e il Prasnit, portato all'ospedale di Udine in condizioni disperate, deceduto in tarda serata. L'allarme alle 16:30, gli elicotteri non hanno potuto alzarsi in volo a causa delle condizioni meteo proibitive, quindi c'è una nuova vittima purtroppo delle valanghe in montagna. Siamo nella pagina dell'economia. MPS riscrive lo statuto, sì plebiscitario dei soci, ora il piano Mediobanca. Ancora commercio in regione, gli imprenditori più anziani d'Italia. Nucleo raccoglie altri 75 milioni tra i finanziatori Danieli e Orion, questo per quanto riguarda appunto l'economia. E poi al via la prima nave green per Italia Marittima, 6 unità entro il 2027. Andiamo ancora a vedere invece la pagina di Trieste della cronaca. Si torna a parlare dell'ippodromo, corse spostate in Veneto, il gestore e adesso via i cavalli, ufficiale 16 gare a Treviso, 2 a Padova, la SPA ai proprietari, lasciare i box, lo spiraglio per il 2027. Rivediamo insieme il nostro servizio realizzato proprio ieri mattina all'ippodromo di Montebello. L'ippodromo di Montebello chiude i battenti, quantomeno per tutto il 2026. È arrivata la revoca della concessione da parte del Ministero con una comunicazione che così recita: alla Nord-Est Ippodromi SPA, concessionaria per l'attività ippica a Montebello, è stato revocato il riconoscimento come società idonea all'organizzazione delle corse al trotto sulla piazza di Trieste. Il settore, lo sappiamo, è in crisi. Difficile la gestione anche per il taglio dei contributi da parte del Ministero, contributi che ogni anno vengono concessi alle società che si occupano di ippica, e quindi questo impianto, che è stato inaugurato nel 1892, è a rischio di chiusura per sempre. Dicevamo, sicuramente in questo 2026 niente corse al trotto. Rimane il nodo dei dipendenti, dei 3 dipendenti della società che gestisce. Sappiamo che tale società si occupa anche dell'ippodromo di Treviso, ma è difficile pensare che i 3 dipendenti appunto migrino nella città veneta. L'area è di competenza del comune di Trieste, bisognerà capire se si riuscirà con esso a raggiungere un accordo, ma naturalmente i tempi sono strettissimi. Potrebbe quindi chiudersi un'era per quanto riguarda l'ippodromo di Trieste. Dovremo capire se appunto sarà per sempre. Intanto la situazione di crisi dell'ippica continua. Sì, il comune è proprietario dell'area, ha dato in concessione fino al 2030 l'area al privato, quindi abbiamo appreso questa mattina che c'è questa situazione. Il concessionario verrà in ufficio nel municipio la prossima settimana. L'intendimento del comune è quello di capire cosa verrà fatto al suo interno, le motivazioni per cui viene ridotta l'attività o addirittura chiusa, quali sono le intenzioni per il futuro, e anche
c'è chi ci lavora dentro, quale sarà sostanzialmente il futuro di chi opera dentro. Insomma, il quadro ovviamente è preoccupante, essere una struttura storica, una delle prime in Italia, quindi la tensione è massima sull'evolversi di questa situazione. E noi ieri abbiamo sentito anche l'assessore alla sicurezza e alle autonomie locali della Regione, Pierpaolo Roberti, su questo tema. Allora risentiamolo insieme. Ippodromo, abbiamo avuto la notizia del fatto che quest'anno 2026 e probabilmente anche i prossimi non ci saranno attività proprio sull'ippica, ma intanto c'è una idea progettuale per trasformare quell'area in una cittadella dello sport e la Regione dal canto suo ha già individuato in 30 milioni di euro una possibilità di intervento economica e finanziaria. Cosa si può delineare da qui in avanti secondo lei? Noi da qualche anno abbiamo introdotto questa linea di finanziamento sui partenariati pubblici-privati, dove c'è un privato che manifesta un interesse, manifesta la necessità di avere anche una contribuzione pubblica. Quell'interesse ci era stato manifestato e abbiamo deciso di stanziare a favore del Comune di Trieste quei 30 milioni di euro. Il privato ha già presentato un'idea progettuale, c'era uno scoglio che era quello dell'attuale concessione per la gestione dell'ippodromo, che prevedeva anche delle gare di ippica. Il fatto che vengano sospese per evidenti motivi, difficoltà economiche, come già si legge sui giornali, potrebbe essere un ostacolo in meno, nel senso che sappiamo benissimo che già da tempo purtroppo quell'ippodromo era in profonda crisi e da qui anche l'interesse evidente del privato nel voler pensare qualcosa di nuovo in quel sito. Il fatto che ci sia una sospensione probabilmente potrà accelerare anche questo percorso. Le faccio solo quest'altra domanda a riguardo. C'era anche una perplessità interna al centrodestra sulla prosecuzione di questa idea progettuale con Forza Italia e Fratelli d'Italia, un po' tiepidi su questa proposta arrivata dai privati. Cosa ne pensa? Questa è una valutazione che dovrà fare il Comune di Trieste. Certo è che anche in quel caso, se le perplessità erano dovute al fatto che c'era già un concessionario, a questo punto anche quelle perplessità dovrebbero venire a cadere. Poi non so quale sia l'altro livello di discussione e sinceramente lascio che ne discuta il Comune di Trieste. A noi spettava raccogliere quella proposta e finanziarla. Poi se il Comune la valuterà positivamente, bene, e se il privato la riterrà sostenibile, bene, altrimenti pazienza, riprenderemo le risorse e continueremo a tenere l'ippodromo così com'è. Allora andiamo avanti sempre sul giornale, sul piccolo, nelle pagine interne della cronaca di Trieste. Migranti nello scalo dopo lo sgombero, occupato l'ex palazzo della direzione a una settimana dall'ultimo trasferimento e ancora decine di persone abbandonate nell'edificio 118 del Porto Vecchio. Qui vediamo alcune immagini, abbiamo fatto tanti servizi su queste occupazioni appunto dei palazzi fatiscenti del Porto Vecchio. I profughi accampati nel fabbricato che ospiterà gli uffici della giunta regionale, proprio gli spazi appunto che sono destinati a quest'uso. 3 operazioni in meno di 2 mesi con la chiusura di 4 hangar, l'intervento della prefettura, minorenni non accompagnati, costi per 14,2 milioni all'anno. L'assessore Tognoli dice sistema da cambiare, spese che il comune deve anticipare, che lo Stato restituisce sempre con ampio ritardo. Le rette delle cooperative che li ospitano arrivano fino a 120 euro a persona al giorno. Basta fare slalom tra le transenne per trovare un riparo per la notte, dice il reportage. Nelle immagini appunto vediamo la vita dei migranti all'interno dell'edificio 118. Torniamo a un caso passato. Perse l'occhio per un razzo, l'amico a processo. Era successo al villaggio del pescatore, l'incidente a Capodanno 2025 e l'autore del lancio ha chiesto la messa alla prova. Dovrà risarcire la vittima, all'epoca 18enne, quindi la festa di Capodanno 2025 era finita in dramma per la giovane, all'epoca 18enne, ferita al volto da un fuoco d'artificio. Il razzo esploso da un conoscente al villaggio del pescatore le è costato l'occhio sinistro. Adesso l'autore del lancio, un 26enne triestino, è a processo per lesioni colpose gravissime. Il giovane, difeso dall'avvocato Lisa Bernardis, ha chiesto nell'udienza dei giorni scorsi di poter accedere alla messa alla prova.
La comunità serba si fa avanti per Danica, disponibilità del presidente Selakovic e di padre Radovic per il funerale e la sepoltura della clochard deceduta, il lutto e la generosità. Ugo Rossi assolto per oltraggio a pubblico ufficiale, lo sgombero del varco quarto del Molo VII, lo ricorderete, c'è stato ieri il Tribunale di Trieste, l'udienza che ha assolto in primo grado 5 no Green Pass accusati di oltraggio e resistenza pubblico ufficiale in relazione allo sgombero del varco quarto del Molo VII eseguito dalle forze dell'ordine il 18 ottobre del 2021. Ancora grave il 74enne investito dallo scooter, l'incidente di Strada Nuova per Opicina. Ex centro profughi, rinnovato il museo, il racconto dell'esodo diventa immersivo. Il progetto di Regione, ERPAC e Unione degli Istriani a Padriciano. C'eravamo anche noi ieri alla presentazione appunto del nuovo museo rinnovato all'ex centro profughi, allestito nell'ex deposito del campo, un percorso multimediale con video ed effetti tridimensionali. Il sopralluogo ieri con il presidente Fedriga. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Sarà pronto alla fine dell'anno l'allestimento multimediale che sarà parte integrante del Museo Campo Raccolta Profughi di Padriciano e che oggi è stato presentato al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga. I finanziamenti regionali sono importanti, sono arrivati, ci sono quelli dello Stato e quindi dopo un periodo di progettazione molto lungo e anche spesso difficile, finalmente abbiamo trovato la strada per procedere velocemente. Quindi in vista del giorno del ricordo sembrava corretto far vedere quello che a breve sarà possibile visitare qui. La Regione, attraverso un accordo fra ERPAC e Unione degli Istriani, ha finanziato la rimessa a nuovo dell'ex magazzino del campo profughi, delle 2 ex latrine, dell'edificio adibito a scuola e la ricostruzione di 2 baracche a scopo espositivo e funzionale. L'allestimento multimediale, curato dalla ICON, rappresenta il primo lotto del progetto e consentirà, attraverso 8 tappe, di trasformare la visita in una vera e propria esperienza. L'utilizzo di materiale di repertorio consentirà di fornire strumenti per approfondire con infografiche, con touch interattivi, con tavoli interattivi e con esperienze immersive tutta quella che è la vita per riuscire a questo punto a immedesimare il più possibile il visitatore non solo nei fatti ma anche nella quotidianità della vita nei campi. Conoscendo i drammi si evitano. E quando diventa qualcosa che è scritto solo su una pagina di un libro rischia di essere qualcosa molto distante dalle persone. Iniziative come queste, che utilizzano anche l'innovazione per superare il nozionismo, sono fondamentali non soltanto per un dovere di ricordo, ma per un dovere verso il futuro. Allora andiamo avanti, vediamo nelle pagine di Gorizia un tavolo a contrasto del caporalato agricolo, prefettura in prima linea, la riunione al Palazzo del Governo. Ancora qui c'è la pubblicità del Carnevale goriziano, l'ultima impresa di Luca da Prato, apnea nel lago ghiacciato di Lavarone. Ancora sempre nelle pagine di Gorizia nasce il centro di riferimento informativo sulla disabilità. A Monfalcone da Mario lascia lo storico gestore, Marina Giulia si prepara alla svolta, nuova concessione da 15 anni per incentivare chi subentrerà, rinnovare i servizi e aggiungerne altri, quindi il futuro del litorale cittadino di Marina Giulia. Saluto e ringrazio i clienti, dice Giampaolo Sussarello in una foto qui vediamo d'archivio, da Ornella Muti a Monio Vadia, la vita in spiaggia appunto di questo gestore del locali sulla spiaggia di Monfalcone. Il centrodestra lancia lo sportello scudo per chi denuncia casi di pizzo islamico, anche questa è una nuova iniziativa del comune di Monfalcone. A Ronchi gli stranieri oltre quota 1000, crescono pure i bengalesi. Parco della memoria della Grande Guerra, in arrivo la mappa GPS. Andiamo ancora a vedere, saltiamo
apriamo le pagine del weekend che troviamo ogni giovedì sul Piccolo, andiamo a vedere le pagine appunto che riguardano i paesi della circondario, insomma di Monfalcone. Dall'Africa all'Asia, la compagnia del carro di Staranzano replica a guerre e paure con i colori dal mondo. Si prepara il carnevale anche nell'Isontino. Vediamo che si parla anche di arriva la classe Confucio, studenti a scuola di cinese all'Istituto Comprensivo Celso Macor. Ancora vediamo per quanto riguarda Grado, GIT con la Regione un piano da 18 milioni per i prossimi 15 anni. Subito la nuova area sportiva e chioschi al parco acquatico, più ombrelloni e lettini, aumenti in alcuni reparti fino al 4,1%. Alcune novità delle prossime stagioni di Grado. Ieri è stato approvato e presentato in realtà il nuovo piano per i prossimi 15 anni della nuova concessione rilasciata dal comune di Grado alla GIT, la Grado Impianti Turistici. Possiamo rivedere insieme il nostro servizio appunto dedicato proprio allo sviluppo del turismo a Grado. Non lo vedo ancora pronto, andiamo a leggere ancora un po' l'articolo sul Piccolo di Antonio Boemo. Tra i circa 6 milioni di interventi sostenuti dalla GIT e i 12 milioni della Regione, ieri l'assessore Bini ne ha riconfermato il sostegno. Da quest'anno al 41 per le aree di competenza della stessa GIT è previsto dunque un investimento complessivo di quasi 20 milioni di euro. Allora rivediamo insieme il servizio. Nuovo piano industriale per Grado Impianti Turistici per i prossimi 15 anni. 4 le direttrici: la rinnovata concessione demaniale al 2041 come leva per la programmazione e i grandi investimenti, la piena integrazione tra offerta e servizi di qualità, l'efficientamento energetico, gli investimenti sul personale. Da parte dell'assessore al turismo della Regione Bini, l'invito a fare sistema tra pubblico e privato. Il pubblico deve fare la sua parte, il Friuli Venezia Giulia lo stiamo facendo con degli investimenti significativi per quanto riguarda le infrastrutture, per quanto riguarda i servizi, ma il vero giocatore che deve scendere in campo, e devo dire che sto riscontrando in questi ultimi mesi grandissimo interesse, ma un crescendo nel tempo da parte dei privati. Sono loro i veri protagonisti, sono loro che hanno le esperienze necessarie. Il 2025 è stato un anno di ulteriore crescita economica per GIT, con un fatturato di 10 milioni e mezzo di euro, in aumento del 31,5% rispetto al 2022. GIT prevede di raggiungere un fatturato di 13 milioni di euro nel 2028. Il piano di espansione prevede inoltre l'inserimento di 45 nuovi posti di lavoro, l'ampliamento della spiaggia e il prosieguo dei lavori di ampliamento delle terme marine. Faccio l'esempio delle terme, abbiamo messo a disposizione, abbiamo speso più che messo a disposizione già i primi 16 milioni di euro, c'è un terzo lotto ancora in itinere, ma abbiamo messo a disposizione oltre 1 milione di euro per il retrospiaggia, ne metteremo anche a disposizione da qui ai prossimi anni al fine di dar gamba a quanto è stato presentato oggi. Allora andiamo ancora alle pagine di Trieste, parliamo sempre di mare, di stagione balneare, però al Pedocin niente rincari nel 2026, invariata anche la capienza, si pagherà dal 1° maggio, il biglietto d'ingresso resterà fermo a 1,20 per le donne disponibili fino a 750 posti, per l'area maschile non più di 440, qui vediamo un'immagine del bagno La Lanterna. Ancora il carnevale per i più piccoli alla scoperta dei civici musei. In programma giochi alla ricerca di rotte segrete, bottini preziosi, tra impronte colorate, marionette, trappole, trucchi e travestimenti. Questi gli appuntamenti di caccia al tesoro, eccetera, insomma, realizzato dal Comune di Trieste in collaborazione con Coop Culture, il concessionario dei servizi didattici dei musei storici, artistici e scientifici. Festa in maschera a Muggia, la sicurezza parte da Trieste, l'ordinanza firmata dal sindaco di Piazza. Dal 12 al 17 febbraio niente alcol dalle 18 all'1 nell'area di Largo Santos, Piazza Libertà, da dove partono gli autobus per Muggia, vietati anche
vetro e lattine. Sempre nelle pagine di Trieste si trova anche l'annuncio della ormai prossima commemorazione, 2 mesi di eventi e iniziative per il giorno del ricordo. I prossimi appuntamenti a partire da domani pomeriggio, martedì la cerimonia al Sacrario della Foiba di Basovizza, assicurata la presenza di Salvini. L'orchestra del Tartini suonerà a Montecitorio la 4ª volta a Roma del Conservatorio. Torniamo invece alla pagina sportiva. In realtà abbiamo aperto con la pagina sportiva, ma le vicende, diciamo, giudiziarie della Guardia di Finanza, insomma delle perquisizioni per quanto riguarda la Triestina. Qui siamo invece al basket, Champions League, un passo indietro. Trieste cade al Pala Rubini con Nymburk che centra la prima vittoria del girone. La prova generosa dei biancorossi non basta, il cammino europeo si fa in salita, quindi il risultato finale è di 85-91. Ci sono anche i vari risultati del raggruppamento. Gran Canaria si prende il derby, Tenerife superata nel finale. Gonzales deluso, sofferto troppo in transizione. E ancora, sempre per quanto riguarda la pagina sportiva, andiamo a vedere ancora tennis. Dall'Australian Open a Padriciano brilla la stella Šeško. Ancora invece torniamo sull'edizione di Trieste del piccolo e vediamo che ci sono anche le notizie diciamo legate al territorio, insomma Muggia Carso. Ecco la pagina per il cammino di Via Flavia, riconoscimento nazionale, lo storico collegamento da Muggia ad Aquileia. Il Ministero del Turismo lo ha incluso nel catalogo dei percorsi religiosi italiani, lungo 115 chilometri, include 5 tappe, 1 migliaio gli escursionisti ogni anno. Allora, vedo pronto invece il collegamento con il nostro Bernardo Gulotta. Allora lo facciamo subito, ancora prima della pubblicità. Si torna a parlare di un tema che sta sicuramente molto a cuore ai residenti, a tanti telespettatori di Tele4, il ponte di Campanelle. Allora vediamo in diretta alcune immagini e anche un residente, lo vediamo inquadrato. Allora buongiorno Bernardo, a te la linea. No, scusate, non è pronto il collegamento, allora si sta ancora predisponendo, abbiamo la pubblicità in questo momento, ci collegheremo fra pochissimo e fra pochissimo saremo in compagnia di Barbara Odorico, vicepresidente della 6ª circoscrizione del Comune di Trieste di Forza Italia. A fra poco. Allora siamo in compagnia, come vi dicevo, della vicepresidente della 6ª circoscrizione Barbara Odorico. Buongiorno, ben arrivata. Consigliera di Forza Italia. Parleremo quindi molto di questa circoscrizione, adesso vedremo appunto in che termini, di quali specifici argomenti, ma fra pochissimo ci spostiamo, forse è già pronto, ecco lo vedo pronto, il nostro Bernardo Gulotta da un'altra circoscrizione, dalla zona di Campanelle, del ponte di Campanelle. Anche l'altra volta in cui combinazione la nostra ospite di oggi, abbiamo parlato di questo problema che, come dicevo prima, è molto sentito dai residenti e anche dai nostri telespettatori. Allora, buongiorno Bernardo, a te la linea. Buongiorno Laura, buongiorno alla consigliera Odorico, buongiorno a tutti i telespettatori. Siamo, come hai detto tu, venuti come da promessa fatta in questi giorni nei pressi del ponte di Campanelle, che si trova esattamente qualche metro dietro di me, dove la situazione sta cominciando a essere veramente insostenibile per chi, come vedete, anche transita e non dovrebbe per questo ponte, perché i vigili del fuoco, a seguito di una verifica in data 23 novembre dell'anno scorso, ha chiuso il ponte perché
qualche giorno prima c'era stato un incidente che aveva divelto il parapetto, quindi sono stati posti poi i jersey e le transenne di sicurezza per evitare il transito, in quanto non era considerata idonea, per una questione di incolumità e di pericolo, la possibilità di passaggio in questo ponte. L'interruzione però crea un grosso disagio per il collegamento tra questa ala del Rione e quell'altra, diciamo, al di là del ponte, dove oltre a esserci l'istituto Galvani, quindi tanti studenti che hanno necessità di raggiungere la scuola ogni mattina e anche il pomeriggio, c'è un impianto sportivo, quello del Campanelle Calcio, che conta un centinaio di atleti, anche in questo caso magari non tutti passeranno da qua, qualcuno verrà da via Brigata Casale, però comunque rappresenta un ostacolo e un problema anche quello. Oltre ovviamente a tutti i residenti che stanno in zona, che hanno necessità di fare un passaggio. Tra poco sentiremo anche uno di questi. Abbiamo fatto un approfondimento in questi giorni proprio attraverso gli uffici, attraverso anche l'assessorato comunale alle politiche del territorio e alle strade. C'è un grosso inghippo di chi è il titolare di questo ponte. Perché? Perché la sottostante pista ciclopedonale Couture è passata ancora negli anni che furono dalle ferrovie dello Stato, dal demanio ferroviario, alla Regione dopo la realizzazione della pista ciclopedonale. Il vulnus qual è? Quello sui ponti sovrastanti. Questo non è l'unico interessato da questo inghippo burocratico, che non ha mai definito a chiare parole la titolarità del ponte stesso, quindi c'è un rimpallo di responsabilità e un rimpallo di competenze su chi poi è deputato a intervenire. Stando a quanto abbiamo raccolto, vi assicuro che ieri la giornata di raccolta informazioni è stata molto complessa, perché atti dei vigili del fuoco, il verbale dei vigili del fuoco, le PEC che si sono inviati, insomma la ricostruzione attraverso gli uffici e gli assessorati mi ha dato un quadro tutto sommato abbastanza chiaro di una situazione complessa, un po' un ossimoro in questo caso, però c'è una presa di tempo che va avanti da novembre, in verità va avanti ancora dall'anno prima, dal 2024, dal febbraio 2024, quando il Comune aveva chiesto alla Regione di avviare tutta una serie di verifiche e procedure proprio sulla manutenzione ordinaria di questi ponti. Sta di fatto che la Regione non ha scritto a se stessa la titolarità del ponte, ma soltanto della pista sottostante, in quanto ex ferrovie, passata poi alla Regione. Il Comune però non ha in mano atti formali reali che definiscano la proprietà dei ponti, e quindi se da un lato la Regione dice io ho preso sotto e non ho sopra, il Comune dice nel momento in cui hai preso sotto devi aver preso anche sopra, perché il passaggio, il ponte, è propedeutico al collegamento tra le due ali, quindi fin tanto che esiste una ciclopedonale che è stata poi passata in mano alla Regione, allora anche il ponte che collega le due sponde deve essere, diciamo, collegato al passaggio della ciclopedonale, perché fanno tutte parte di un unico pacchetto. Mancano documentazioni evidentemente, mancano chiarimenti in materia. Il problema però non è risolto, cioè il passaggio che in teoria dovrebbe essere chiuso, ma poi è stato aperto perché l'esasperazione ha portato a questo, non ha ancora visto un inizio dei lavori. Io chiedo a questo signore, si chiama Andrea, che è un residente della zona, di darci il suo spaccato, proprio perché in quanto residente ha vissuto, abita qua vicino proprio a due passi, ha vissuto e sta vivendo questa situazione di disagio. Andrea, cosa ci racconta? Che fondamentalmente io abito qui poco sopra Campanelle. Per andare a lavorare sono costretto, diciamo, a passare il ponte anche ogni tanto con mio figlio che ha 5 anni, in una situazione in cui mi trovo il ponte ogni tanto aperto, ogni tanto chiuso, trovo un divieto di accesso e quindi non capisco se fondamentalmente posso passare o non posso passare. Ogni tanto trovo i vigili che lo chiudono, mi spiegano che per motivi di sicurezza non si può passare, quindi per poter prendere l'autobus dovrei fondamentalmente fare tutta quanta la riva fino in alto prendendo il 33 barrato, oppure infrangere la legge e quindi passare per questo ponte che mezzo chiuso, mezzo aperto non si capisce. Per poter ovviare a questa cosa ho mandato una mail al Comune
più di un mese fa, di cui non ho ricevuto risposta. Allora mi chiedo quale sia il senso di avere la possibilità di inviare questa richiesta di informazioni per capire come poter gestire la situazione e il Comune fondamentalmente non risponde. Come mi spiegava qua il giornalista, c'è un rimpallo appunto tra Comune e Regione, però io come privato cittadino mi aspetto fondamentalmente di avere almeno una risposta per poter capire come poter fare, perché o mi trovo ad infrangere la legge oppure mi ritrovo a non capire come poter fare, oltre al disagio in cui per più di un mese trovo ogni tanto il ponte aperto e ogni tanto il ponte chiuso, quindi tutti i residenti per noi ormai è diventato una barzelletta, perché ci chiediamo: ma il ponte sarà aperto o il ponte sarà chiuso? Ogni mattina ho questo punto di domanda. Aggiungo, Laura, poi vi restituisco la linea e ci ricolleghiamo dopo, che i vigili del fuoco, una volta intervenuti per la chiusura del ponte in data 23 novembre, non solo hanno indicato nel parapetto il problema principale proprio per una questione di sicurezza, ma hanno chiesto anche una verifica urgente, qui potremmo disquisire a lungo sul termine urgente, per quanto riguarda la tenuta del manto stradale, che presenta degli avvallamenti, e quindi anche una tenuta strutturale, statica del ponte stesso, proprio per verificare che abbia le condizioni per essere poi riaperto anche quando sarà completato il lavoro del parapetto, che è stato il punto nevralgico da cui si è avviata tutta questa problematica, ripeto, nata però ancora nel 2024, quando c'è stato uno scambio di mail, di interlocuzioni tra il Comune e Regione, proprio per capire chi doveva fare cosa, questo per dirla in termini brevi. Noi ora vi restituiamo la linea, tra poco però avremo anche qualche altra voce al nostro microfono che ci può raccontare la situazione vissuta, in particolare sarà qualcuno che ha a che vedere con l'Istituto Galvani, come detto, interessato forse in prima persona da questo problema del ponte di Campanelle. Per adesso è tutto, a voi. Grazie Bernardo. Allora, abbiamo ripercorso un po' la vicenda. Bernardo sempre molto preciso e informato su quello che è successo e sta succedendo, disagio per i residenti. Insomma, sì, è difficile, siamo la matassa, alla fine, secondo me, al di là del problema specifico, siamo sempre di fronte a problemi burocratici che ci bloccano, che non riescono a risolvere i veri problemi di ogni giorno dei cittadini, e questa è la cosa che anche a me, prima di tutto come cittadino, fa arrabbiare, perché non è possibile che ci sia come sempre lo scaricabarile di competenze da una parte all'altra e non si riesce a venire. È chiaro, cioè, nel senso che è chiara il problema della competenza. Quel ponte era della ferrovia fin quando c'era il passaggio della ferrovia sottostante. Nel momento stesso in cui la ferrovia ha dato alla regione la proprietà per fare la famosa pista al Couture, e il ponte in che pacchetto era a parte. Adesso questo forse anche una verifica storica dei vari passaggi potrebbe diramare il problema, chiarire il problema, perché abbiamo anche altri ponti che hanno dei problemi simili. Lo diceva Bernardo, non è l'unico. Sì, poi abbiamo anche il ponte vicino, sotto la Sissa, che però quello è di competenza delle ferrovie, e quello è anche un ponte molto piccolo, stretto come questo, che passa sopra, e quello là della ferrovia ogni tanto è chiuso, ogni tanto è aperto, ogni tanto c'è delle ristrutturazioni, però essendo competenza della ferrovia sarà già chiaramente la ferrovia. Però appunto sappiamo che, a proposito di ferrovia, ricordo anche nella zona di via del Timo, insomma sotto Longera, per dirla così un po' alla larga, dove c'è il percorso della ferrovia. Ci sono stati adesso fatti dei lavori di disboscamento, di pulizia di tutto quello che è attorno ai binari, fatti appunto sempre dalla ferrovia, perché fa parte tutto quanto del piano antincendio partito qualche anno fa, per riuscire a pulire ed evitare che ci siano inneschi nelle stagioni calde.
però dopo tante volte anche i cittadini si ritrovano da un giorno all'altro ad avere un bosco, a non aver nulla, e ci chiedono, insomma, lo racconto perché in realtà in circoscrizione abbiamo ricevuto più di qualche segnalazione che domandava conte al comune, ma non era competenza comunque del comune e quindi di conseguenza ha provveduto di routine, ma giustamente per una questione comunque di sicurezza, le ferrovie. Alle ferrovie. Allora, venendo proprio alla 7ª circoscrizione, perché ricordiamo che Campanelli invece di un'altra circoscrizione, credo la 7ª, no? Sì. Se non mi sbaglio, c'è Denis che ci scrive e ci segnala un'altra situazione di disagio per i residenti in via Damiano Chiesa. Ci ha inviato anche un video, una situazione, dice Denis, che si ripete praticamente ogni mattina, sì. Una pericolosità, insomma, di questa, cioè lui scrive dicendo: io segnalo questa cosa molto tranquillamente, ma anche con una certa apprensione, insomma, preoccupazione per una situazione che si ripete, no? Sì, questo è il tratto, diciamo, di via Damiano Chiesa all'incirca dall'altro ponte, un po' sotto il ponte, verso la parte verso via di Basovizza, sì. Strada di Basovizza, via di Basovizza, mi confondo sempre perché una è Opicina e una sì, invece è vero. Comunque insomma la strada principale. Sì, esattamente, no? E c'è quel pezzo di strada proprio anche che si collega via Timignano, sì. Che è un pezzo di strada molto stretto, e oltre ad essere molto stretto, quindi nel momento stesso in cui si incrociano le macchine c'è un match e un incastro globale di tutti, essendo abbastanza trafficata in alcuni momenti della giornata, appunto soprattutto al mattino quando c'è gente che va a scuola, gente che si mette in città perché tantissime persone utilizzano le direttrici di Longera, di via Damiano Chiesa, del Boschetto, per poi mettersi in via Giulia e proseguire verso il centro della città, però appunto queste sono strade molto molto piccole che hanno difficoltà di assorbire diciamo questo po' di traffico, e quindi ci si trova spesso, i residenti si trovano spesso, anzi ogni giorno si ritrovano in questa situazione, anche al pomeriggio, ma forse un po' meno, diciamo che soprattutto al mattino. Sì. Ecco, infatti dice doppio senso di marcia, forte pendenza, sì, tanta gente corre, crea condizioni di reale pericolo, soprattutto per i veicoli che scendono, spesso e anche i pedoni, aggiungo io. Infatti dice che non ha marciapiedi, no. L'asfalto è in condizioni molto degradate, insomma vari problemi, no, in questa... Sì, è una strada molto difficile, perché in realtà dovrebbe essere una strada forse più per i residenti che altro, invece viene utilizzata appunto perché grazie a Google Maps ci siamo accorti che le strade sono più corte una strada piuttosto un'altra, e quindi si tende ad usare quelle strade lì. Diciamo che soprattutto da un certo punto in poi, anche se uno volesse utilizzare i marciapiedi per i bambini andare a scuola o spostarsi, o le persone anziane vanno a fare due passi, che fa soltanto bene a tutti quanti, si ritrovano con marciapiedi piccoli, stretti, e tante volte occupati dalle macchine che sono in cerca di posteggi come dappertutto nella nostra città. Allora, abbiamo una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Carissima, buongiorno, Giuseppe. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno alla sua ospite. Ma guardi, io adesso non voglio fare il discorso di sinistra e di destra perché non mi interessa, però umanamente parlando, guardando, e mi riferisco ai casi di Torino, guardando i video del povero poliziotto che viene bastonato, cioè io dico, il minimo a livello umano, e qui mi riferisco a tutti quelli che dicono aiutiamo gli immigranti, aiutiamo i poveri, aiutiamo i mendicati, cioè il minimo che poteva essere fatto era tenere quei 3 delinquenti in prigione, non dagli domiciliari, così si alzano, vedono internet, fanno praticamente la vita che vogliono, no, in galera, almeno lì si rendono conto cosa vuol dire. O addirittura, mi spingerei, ai lavori sociali, pulire le strade, fare cose che veramente abbiano un impatto, non prendere in giro quello povero disgraziato di poliziotto di 29 anni con un figlio, con una moglie che lo aspetta a casa, magari il figlio l'ha anche visto in televisione, cioè veramente è una cosa da mettersi le mani sui capelli. E poi ci domandiamo perché la gente fa quello che vuole.
Capito, Ecco, Giuseppe, grazie del suo intervento. Sì, d'accordo con il signor Giuseppe? Ma sì, assolutamente sì, perché al di là della mancanza di empatia nei confronti di tutti, cioè quando succedono queste cose è l'umanità che non esiste più, perché nel trattare, ma questo avviene sia col poliziotto che in altre risse che si è vista purtroppo più volte, abbiamo assistito a delle immagini grazie anche alle camere di sorveglianza dove abbiamo questi atti violenti nei confronti di ragazzi, ragazzini, adulti, clochard, ci possiamo mettere dentro di tutto, dove c'è questo sfogo da parte di queste persone che diventano quasi degli animali e che si accaniscono nei confronti di chi è in quel momento debole, nel senso che è magari a terra, e sfogano proprio la loro bestialità in quei momenti, e manca proprio l'empatia, e questa è una cosa che probabilmente dovremmo insegnare già dalla scuola, oltre che chiaramente nelle famiglie, perché le famiglie e la scuola dovrebbero unirsi e ricordare queste cose, riuscire a dire guarda che quella è una persona, se tu fai questo puoi creare dei problemi di disagio della vita, insomma, restare umani. E poi sicuramente il fatto di lasciare subito liberi queste persone è un qualcosa di veramente agghiacciante. Poi non possiamo dire alla Svizzera, facendo un paragone, perché succede purtroppo troppo spesso anche a noi, e non riusciamo quindi neanche a dare, cioè uno perché non dovrebbe comportarsi male? Se tanto poi succedono queste cose, quasi dell'impunità, no? Sì, esatto, cioè bisogna capire che se tu fai le cose vai incontro a qualcos'altro. Anche il ragazzo che alla Giulia aveva il coltello, non può essere sei fatto il cattivo, cioè bisogna dare un segnale, bisogna dire guarda che ti verrà scritto sulla fedina penale, cioè qualcosa bisogna fare, far capire le conseguenze, la prossima volta che ti succede guarda che, senza colpevolizzare che è il comune. Allora torniamo da Bernardo Gulotta, ancora sempre al Ponte di Campanelle con un'altra persona. Allora te la linea, Bernardo. Eccoci di nuovo, Laura, siamo in compagnia di un docente di lettere dell'Istituto Galvani. Chi meglio di voi della scuola vive la situazione da vicino e quotidianamente, no professore? Sì, infatti quello che ci teniamo a precisare è che molti dei nostri studenti sono pendolari. Il ponte insiste proprio sull'asse principale per raggiungere la scuola, e questo comporta dei ritardi degli alunni stessi, dei ritardi per chi abita in città. I ritardi possono anche essere contenuti, per chi invece arriva dalla provincia i ritardi cominciano a diventare più importanti, per cui la maggior parte degli studenti, arrivando ad esempio giornalmente 30 minuti dopo, immaginate poi di sommare nel corso della giornata, delle settimane, questo tempo scuola che va via, comincia insomma a essere particolarmente problematico. Quindi voi avete un numero di studenti che a causa di questo inghippo viabilistico arriva giornalmente o quasi giornalmente in ritardo perché devono fare un giro diverso, soprattutto chi non ha un mezzo suo e quindi arriva magari con dei pullman o con dei treni e dopo devono arrangiarsi con gli autobus. Questo è un po' il succo. Sì, praticamente sì, perché arrivando in treno da Monfalcone fino a Trieste, poi dovendo prendere anche diversi mezzi, le diverse coincidenze comportano un ritardo così importante. Poi li vediamo arrivare trafelati perché cercano ovviamente di guadagnare tempo, e ripeto, quotidianamente il disagio comincia a essere, insomma, a farsi sentire. Ecco. Immagino che voi, consci di questa situazione, cercate di andare incontro al ritardo degli studenti, non so come la gestite, anche se formalmente un ritardo è un ritardo. Certo, la tolleranza, quello è ovvio, ma il problema rimane proprio nel tempo scuola che viene sottratto agli studenti. Bene. Qual è il vostro appello a questo punto, posto che ancora non abbiamo trovato una definizione di chi dovrà fare cosa, anche se dovrebbe essere la regione, a quanto insomma un po' ricostruito, ad avere la paternità di intervento? Semplicemente di sollecitare. Poi comprendiamo che la logistica, sia per quanto riguarda i mezzi di trasporto, sia per quanto riguarda anche la viabilità e la manutenzione, il ripristino, possono avere dei tempi importanti, quindi noi ci limitiamo a sollecitare, non altro.
Grazie intanto per averci dato la versione sua, che è poi rappresentativa anche di tutta la scuola. Laura, aggiungo una cosa, poi ci risentiamo tra poco con altri contributi. Ci sarà un incontro la prossima settimana tra Comune e Regione, proprio un tavolo tecnico ma anche amministrativo politico su questo ponte, perché insomma poi la situazione sta diventando anche molto discussa, e quindi dovrebbe esserci un tavolo che definisca proprio tutti i punti ancora rimasti in sospeso, per poi arrivare ovviamente all'inizio dei lavori e quindi alla riparazione del ponte, che non soltanto, come dicevo prima, ha a che vedere con la ringhiera diventa a causa di un incidente attorno a fine di novembre dell'anno scorso, ma anche con, le chiedo solo un attimo di pazienza, come facciamo vedere dalle immagini di Gianluca Valenta, anche la tenuta dell'asfalto che presentandosi in queste condizioni i vigili del fuoco hanno valutato di dover chi di dovere dovrà avviare una verifica strutturale statica urgente proprio per evitare rischi di crolli del ponte stesso. Mi facevano notare oltretutto che laddove sia stato chiuso il ponte sarebbe anche necessario porre degli avvisi sotto dove c'è la ciclopedonale, anche perché se il rischio c'è sopra fondamentalmente c'è anche sotto, quindi chiaro, questo un po' certo. lo sentiamo dai cittadini. Qui c'è un nutrito gruppo di persone che sono venute proprio anche a far sentire la loro presenza, non soltanto la loro voce. Mi permetto di spezzare una lancia a favore dell'assessore Babuder, che ieri è stato veramente gentile e collaborativo nel darci tutte le informazioni del caso, rimandando proprio il fatto che sono gli enti locali a dover definire la titolarità, la paternità della strada, e si sa che quando poi si entra nell'alveo delle istituzioni, degli uffici tecnici e di burocrazia, purtroppo le cose vanno avanti. L'importante però qui è intervenire e farlo alla svelta. A voi la linea, ci ritroviamo tra poco con altri contributi. Grazie Bernardo. Allora, Renata scrive sempre sul Ponte della Discordia: ma posso chiedere agli enti di competenza se nessuno di loro si sia chiesto come faremo in caso di manutenzione? I tecnici, gli impiegati, i vertici di Regione e Comune hanno solo sperato che non sia necessario durante il loro mandato. Vergognoso. Insomma, vabbè, è una situazione che fa rabbia, no? Anche perché ma fa rabbia perché non è solo questo il problema, sono tanti piccoli problemi che affliggono noi cittadini, nel momento stesso in cui la soluzione potrebbe essere fatta velocemente non lo è, perché c'è la burocrazia, perché ci sono le ditte che non lavorano, perché le ditte non finiscono in tempo, perché cominciano e non concludono, e questa è una cosa che dovrebbe essere gestita in maniera diversa, e magari mettendo dei paletti per cui se tu ditta non riesci a fare il lavoro, completarlo entro tot, non è una questione di penale, è una questione che tu non lavorerai più con il pubblico. Quindi, cioè qualcosa di molto forte, più forti, perché non è possibile avere in continuazione lavori pubblici fermi a causa di inadempienze, perché non è stato fatto il lavoro, perché la ditta non c'è più, perché la ditta è fallita, perché ha difficoltà nel trovare personale. Cioè non è possibile ed è sempre più difficile anche da gestire anche per chi ha la buona volontà di farlo. C'è l'assessore Babuder, lo so benissimo, che si impegna tantissimo, insomma, è assolutamente sempre disponibile e cerca di fare il meglio per tutti. Poi però anche lui si ritrova di fronte al muro di gomma, della burocrazia, degli uffici, non è compito mio e non c'entro io, e quindi troppe volte le cose vengono ci scrive Luisa dalla sesta circoscrizione: segnalo che parallelamente a quanto succede con il ponte di Campanelle, il piccolo tratto di strada di cui all'oggetto, ovvero problema via dell'Eremo tra via San Pasquale e via Felluga, non sarebbe transitabile a causa di un muro pericolante. Il risultato sono apparsi divieti d'accesso sia in salita che in discesa. I veicoli passano comunque, i cittadini si arrangiano. Questo segnala Luisa. Quindi tratto di strada via dell'Eremo tra via San Pasquale e via Felluga, quindi in alto. Proverò, sì, questo non ne sono a conoscenza, proverò a fare una verifica. Sì, giustamente lei dice
metto il divieto, mi sono risolto il problema, poi il cittadino se ci va però, lo fa a suo rischio e pericolo. Però se è pericoloso, effettivamente è pericoloso, anche questa macchina, che abbiamo la diretta ancora su Campanelle noi, ci sta passando con il ponte che è chiuso, non è che il ponte ha giorni chiusi e giorni aperto, il ponte è chiuso, poi uno passa a suo rischio e pericolo purtroppo, ma il punto è che la gente stufa e dice beh, io devo andare, ci metto mezz'ora di meno, è un problema passarci, e quindi uno chiaramente dice boh, ci sono passato fino a ieri, vado avanti a passarci, però il problema è che andrebbe fatto, no, poi bisognerebbe risolvere il problema subito. Subito, in tempi stretti, ma dicevamo appunto è da fine ottobre che permane, no, questo problema. Una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Dino. Dino, buongiorno. Ecco, volevo far presente che questa amministrazione purtroppo diciamo, non è che opera da adesso, sono tanti anni che sono sul ponte di comando di centrodestra. Abbiamo visto in questi ultimi anni soprattutto è una frana, proprio come sta franando diciamo, il ponte di Campanelle, così sta franando completamente questa amministrazione, perché se noi guardiamo da Catinara, l'ospedale Catinara che è fermo da tantissimo tempo, i lavori non vengono fatti, tutte le promesse del burlo che venivano fatte su non si sa quando andranno avanti, abbiamo il tram di officina, abbiamo tantissime vie che ti trovi da un giorno all'altro chiuse e non si sa neanche il perché è scritto per lavori, per non si sa che lavori che bisogneranno svolgere. I cittadini sono alla mercé proprio del caso. Voglio andare in quel posto là, posso trovare anche la strada chiusa, ma a parte questo volevo fare una nota anche sulla parte diciamo dell'ospedale. L'altro giorno mi ha chiamato un signore e ha detto mi hanno chiamato alle 2:30 da Catinara e hanno rimesso mia moglie con un dramma cranico alle 2:30 di notte. Adesso io mi chiedo nel 2026 come può succedere queste cose. Ecco, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. E allora è inutile che poi vengano in televisione a dire è così, è colà, così. Cioè purtroppo sono tante cose essenziali che i cittadini hanno bisogno e non vengono neanche ascoltati, perché non prendono neanche delle soluzioni. Abbiamo 1000 su Catinara, abbiamo le case che dovremmo essere cure per le persone anziane, che non ci sono posti dove mettere. 2 settimane fa volevano addirittura chiudere la sala chirurgica perché non era il posto a letto. Allora quindi i problemi insomma nella sanità. Grazie Dino delle segnalazioni, buona giornata. Immagino non sia d'accordo insomma con Dino sulla sua analisi per quanto riguarda questa amministrazione. Diciamo che posso essere d'accordo sul fatto che le cose per certi versi non sono facili e non risolte, ma ci sono anche dei motivi ben definiti. Ecco, per esempio, diciamo, il fatto che tutto questo non dipende dall'amministrazione, ma c'è un problema comunale, c'è un problema, assolutamente non è comunale, esattamente, la competenza è comunque regionale, ma al di là di questo è un problema perché la ditta ha problemi di solvibilità, problemi economici e questo sta bloccando tutto l'iter, il discorso che si faceva anche poc'anzi. E questo sarebbe avvenuto con un'amministrazione di centrodestra come con un'amministrazione di centrosinistra o di centro o verde o bianca o rossa o blu, cioè non cambia niente, perché purtroppo in questo momento qualsiasi amministrazione si ritrova a gestire queste cose, non è neanche una questione di politica, è una questione fra virgolette tecnica, si ritrova con le stesse gatte da pelare, per così dire. Quindi insomma capisco perché il cittadino diciamo giustamente si confronta con l'amministrazione che in questo momento dovrebbe gestire le cose, però questo è quanto. Per quanto riguarda la sanità, io l'altra settimana ho avuto un incontro, purtroppo niente di grave, però sono dovuta andare al pronto soccorso per fare una cosa, ho trovato comunque, un mio fatto personale, ma senza niente di drammatico, l'ho risolto in 2 ore, ho fatto tutto. E non è che ero io con qualcosa di particolare, ecco, assolutamente. Certo, chiarissimo. Allora, vediamo ancora collegato Bernardo Gulotta con un ulteriore ospite. Allora, a te la linea, Bernardo.
Sì Laura, grazie, poi so che dovrete andare in pubblicità, cercheremo di essere brevi, siamo in compagnia di Valdo Cozzi, componente del Comitato Maddalena Vive, che vive ovviamente il territorio di Campanelle, della zona della Maddalena, che questa situazione l'ha conosciuta e la sta conoscendo ancora di più, però so che Valdo Cozzi vuole essere propositivo con il suo intervento, anche guardando quelli che sono gli studenti e la loro vitalità, vero? Certo. Così? E infatti noi, Maddalena Vive, noi siamo nati e cresciuti in questo rione, vogliamo bene questo nostro rione. E come disse il sindaco un giorno quando andammo a trovarlo per parlare dell'anello verde della Maddalena, disse: beata l'ora che dei cittadini invece che brontolare gli fa una proposta. E anche oggi vorremmo non brontolare, non mugugnare per questo evidente disservizio pauroso, evidente a tutti questo disservizio, ma vorremmo fare una proposta e questa circostanza infausta dell'interruzione dei servizi e della vita di questa strada, di questo ponte, ci ha fatto conoscere i giovani della scuola Galvani. Perché? Ci ha colpito il fatto che loro, quando hanno bruciato delle macchine davanti alla loro scuola, questo male loro l'hanno trasformato in bene, perché hanno fatto dei filmini, hanno fatto delle riprese. Allora abbiamo proposto alla direzione della scuola di trasformare questo inconveniente, questo guaio che c'è evidente a tutti, lo comprendiamo, ma di trasformarlo in bene, cioè che la vitalità e l'energia di questi giovani studenti e della intellettualità che dirige la scuola Galvani possa aiutare il nostro rione a non diventare un rione dormitorio, ma un rione vivo, un rione pieno di attività, un rione sociale dove ci si rincontra. Noi negli anni 50 e 60 dell'altro secolo sapevamo che era un rione paese, ci conoscevamo un po' tutti, e Fioi giocava in strada. Non possiamo tornare agli anni 60, ma possiamo rendere migliore questo rione che si sta cementando, inquinando e soprattutto privatizzando. Ognuno si chiude nel proprio guscio davanti al proprio schermo. Noi vogliamo invece socialità, perciò siamo ottimisti. Come che ha detto il sindaco, beata l'ora che dei cittadini invece che brontolare fa una proposta. Grazie a Valdo Cozzi del Comitato Maddalena Vive, a voi la linea Laura. Grazie, lo prendiamo per darla subito alla pubblicità, a fra pochissimo. Eccoci nuovamente in diretta, sempre in compagnia di Barbara Odorico, vicepresidente della sesta circoscrizione, Forza Italia. Allora, qui con noi a commentare quello che stiamo vedendo sia da Campanelle che le varie mail, insomma, che ci riportano un po' più alla sesta circoscrizione con varie segnalazioni puntuali. Ci sono altre segnalazioni che poi leggeremo, ma sentiamo subito la telefonata, poi torneremo a collegarci quando mi faranno vedere appunto se è pronto con Bernardo Gulotta. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, io sono Gabriella della Largobarriera. Buongiorno Gabriella. Vedendo questa situazione del ponte mi fa vedere che qua a Trieste manca una programmazione di manutenzione ordinaria. Che in 20 anni di piazza sembra che non esista ancora. Poi un'altra cosa che ho visto è che c'è una legge regionale, la 22 del 22, quindi non è molto tempo fa, che la regione dà contributi ai comuni per i ponti appartenenti alle viabilità locali. La viabilità locale forse, non la sento la signora lo che dice. Diceva che non c'entra la manutenzione ordinaria in questo caso, perché appunto adesso il problema è capire di chi è la competenza, chi doveva programmare questa manutenzione. Però scusi, no? Se fa una manutenzione ordinaria, una viabilità locale, il comune non c'entra in questo si passa caso. La gente, è viabile quel ponte, non è che è apparso adesso che certo, è una scoperta. Però è sempre esistito quel ponte, quindi non può dire quello.
Però non è competenza del comune, no? Doveva farla probabilmente o la regione o le ferrovie, perché sono questi gli enti finora. Chi ha messo un po' di bitume su quel ponte? Un conto è l'asfaltatura, un conto è la gestione del ponte dal punto di vista della sicurezza. In questo caso il primo problema è dovuto all'incidente che ha causato la rottura del margine. La regione ha fatto una legge per valutare la sicurezza del ponte per i comuni appartenenti alla viabilità locale. Viabilità locale è quella, e quindi se lo volete leggere come lo volete leggere lei vuole leggerla come vuole lei, ma per dare la colpa comunque al sindaco di piazza e alla sua giunta. Questa è la verità. Posso finire il mio intervento, dopo lei può parlare. Finisco il mio intervento. Dica pure, Gabriella. Perché io non la sento, se no devo mettere la televisione. Dica non pure. la sento bene. Bene, finisco. Bene, per me c'è questa legge regionale. Dica, Gabriella, prego. Posso? Ok. Per me questa legge regionale esiste, del 22. Qualcuno se ne deve aver occupato, non si è occupato nessuno? C'è una strada, c'è un quartiere che è isolato, una scuola che è isolata. Mi sembra totalmente incredibile questo, allora, che nessuno abbia una programmazione. E per un'altra parte programmazione e manutenzione, anche se vede adesso le strade, con tutta questa pioggia si stanno formando delle buche terribili, perché non c'è una programmazione, una manutenzione. Viale Daviano adesso si è crollata, presto crollerà anche via Largo Barriera, perché vedo piena di buche per tutte le parti, via Carducci. Continuiamo a dire la manutenzione. Gabriella, grazie, abbiamo capito. Allora fa riferimento in particolare alla legge regionale, no? Credo appunto scaturita poi dalla tragedia del Ponte Morandi, per il controllo della sicurezza dei ponti. In effetti tanti ponti, sappiamo bene, sono oggetto di ristrutturazione e di verifica. Vi ricordate quest'estate, la scorsa estate, che ci sono stati dei disagi proprio per la sostituzione di alcuni ponti proprio lungo la nostra strada verso Sistiana. Sistiana è stato sostituito. Esatto, e anche non solo quello, ma c'erano un paio, insomma, che sono stati verificati e sostituiti, e difatti abbiamo avuto dei disagi notevoli in quei weekend, perché c'è stato il blocco del passaggio. Poi è chiaro che la situazione non è facilissima, però ripeto, fare i catastrofisti o dare le colpe a chi non ne ha mi sembra veramente molta più propaganda che altro. Allora, non so se è pronto il nostro Bernardo Gulotta con altri ospiti per il collegamento sempre dal ponte di Campanelle. Ecco, lo vedo con un'altra persona ancora. A te la linea, Bernardo. No, non ci sente, non ci sta sentendo. Era con il consigliere della terza circoscrizione, sempre di Forza Italia, Giovannini, poi lo sentiremo fra poco. Allora sentiamo la telefonata, buongiorno. Ma mi chiamo Maurizio. Maurizio, buongiorno. Allora, con tutto il rispetto per lei e per la sua ospite, e prima di tutto io non ho capito il problema, le spiego subito. Di solito prima di fare la cura si fa una diagnosi. Qui la diagnosi è che ha rotto un parapetto o che ha ceduto un ponte. Parapetto, è rotto un parapetto. La fiaba l'ho sentita anch'io. Cioè? Le spiego subito perché. Allora, non possiamo né io né lei dire se è solo il parapetto o se hanno detto i vigili, o se come hanno detto i vigili c'è anche altro. Queste cose deve farle un perito, perché è il suo mestiere, ognuno ha il suo mestiere. Allora io dico questo: se abbiamo una perizia in mano che dice il ponte è sano, c'è solo un parapetto, il problema si risolve con pochi euro. Se invece è da ricostruire un ponte è un'altra cosa. Ma questa perizia non è ancora stata fatta. Allora qui faccio un rimprovero. No, mi scusi, non cerco colpevoli, propongo soluzioni mie nella mia testa. Dica. Ecco, con rispetto per voi. Allora,
anche i cittadini stessi possono pagarsi un perito, se sono 100 mettono 20 euro a testa, non costa tanto una perizia, e si fanno una perizia e hanno un pezzo di carta in mano. Allora possono andare con questo dal sindaco, e le spiego perché il sindaco, perché non più tardi di ieri il sindaco di Gorizia è stato condannato perché un ragazzino nel 1922 è caduto in un pozzo dove c'era una lamina sopra, la lamina è caduta. Io non penso che il dottor Ziberna, che pesa più di 100 kg, andava a saltare per i pozzi, no? Però è stato dichiarato responsabile, perché la salute dei cittadini è a carico del sindaco. Le faccio una precisazione, Maurizio, perché lui è stato condannato, è vero, ma in qualità non di sindaco, ma di presidente della Fondazione Coronini Kronberg. Ecco, è un altro ruolo. Cioè, è molto diverso. È diverso. È diversissimo. È un'altra Guarda, cosa. casca il ponte. Responsabile perché era responsabile della fondazione che gestisce il parco e quindi non anche in quanto parco. sindaco. Ecco. Allora io penso che tutte queste diatribe, tutte queste telefonate, se avessimo avuto in mano, se ci fosse stata una perizia, è vero. La cosa era già risolta. Questo, quando hai questo la diagnosi puoi far la cura. È una mancanza. Insomma, sicuramente no? sì, non è una mancanza, ha ragione, manca la perizia, manca quello. Però non avendo chiaro di chi è competenza, il problema sorge nasce lì. proprio qua, e giustamente il come Signore stavamo sta dicendo, suggerendo di far fare la perizia, diciamo, da parte dei cittadini da che chi facciano è fare la perizia. direttamente Questo interessato, è chiaro, insomma, quello che ha detto l'ascoltatore, che diciamo che fa parte di quel femo qualcosa piuttosto che stare fermi a non fare niente, questo è chiaro. Poi in realtà, da come è stata svolta la situazione, il parapetto ha ceduto a causa di un incidente. Chiaramente la mancanza di un parapetto su un ponte è pericoloso per il transito, perché presuppone che basta poco che cadi di sotto con la macchina, col motorino o a piedi, di conseguenza diventa pericoloso per quel motivo là e viene chiuso. In un secondo momento i vigili fanno un'altra verifica e vedono che c'è un cedimento di parte della strada e di conseguenza abbiamo un altro problema sulla stabilità del ponte, quindi un ulteriore problema che coinvolge quel ponte. Una perizia per chiarire assolutamente, bene la e la perizia sì, però siamo sempre lì, la perizia deve essere richiesta da qualcuno che di solito dovrebbe essere allora il grazie al nostro telespettatore Maurizio. Scusate, dobbiamo collegarci nuovamente con Bernardo, appunto era proprio in compagnia di Andrea Giovannini, che credo coinvolto chiamato in causa non per il suo campanelle ruolo ovviamente di circoscrizionale, ma per il Campanelle Calcio. Allora, a te la linea. Di Andrea Giovannini, non in qualità di consigliere della terza circoscrizione, ma come presidente del Campanelle Calcio, dove dicevamo prima gravitano attorno ai un centinaio di atleti e che quindi al pari degli studenti del Galvani soffrono dell'interdizione del passaggio, che poi avete visto anche a più riprese nei collegamenti è stato aperto dai cittadini e quindi insomma alla fine viene un po' bypassato rispetto alle regole. Se mi permette un chiarimento rispetto a quanto ho sentito, perché ero collegato e sentivo tutte le telefonate, vi leggo le sono veramente due righe del verbale dei Vigili del Fuoco della data 26 novembre 2025, solo la parte finale, quando viene riportato: si rende necessaria un'urgente ed approfondita verifica statica da parte di tecnico qualificato e tutte le opere di assicurazione e ripristino che il caso richiede, quanto sopra per i provvedimenti di competenza a salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni. Quindi si rende necessario un intervento aggiuntivo rispetto invece a quello che è stato il fattore scatenante, che è semplicemente fra virgolette la ringhiera che è stata divelta da un incidente accorso qualche giorno prima la data del 26 novembre di cui vi abbiamo letto il comunicato. Quindi si coglie l'occasione, anche se ce n'era già voce prima, ovvero negli anni passati, quando il Comune chiedeva manutenzione ordinaria alla Regione ritenendola titolare del ponte, poi il fattore scatenante è stato l'incidente che ha divelto il parapetto, ha chiuso la strada con i Vigili del Fuoco e i Vigili del Fuoco hanno detto sì, qua c'è da riparare il parapetto, ma visto che siamo qua e visto che abbiamo
notato che l'asfalto è in queste condizioni, e laddove possiamo ritenere che ci sia eventualmente un pericolo non acclarato ma da documentare, da rilevare, allora meglio fare, però la parola urgente ci solleva, no? L'attenzione, Giovannini, una verifica statica urgente, perché non sia mai che il parapetto lo si ripara ma che poi il ponte può avere delle difficoltà, per non andare a dire cose peggiori e facciamo corna. Giovannini, chiudo la mia parentesi di spiegazione per aprire la parentesi del disagio che soffre il Campanelle Calcio. Come dicevo prima, un centinaio di atleti, non tutti, perché c'è chi proviene da via Brigata Casale, ma costretti a diversi giri. Ovviamente quasi tutti devono fare il giro per sopra a questo punto, perché la situazione qua è bloccata, anche se vedo oggi con stupore che alla fine le macchine comunque passano, e questo è un problema che secondo me sarebbe da verificare e da controllare, perché non si può bloccare una strada, o bene la blocchiamo oppure no, insomma. Al di là di questo sì, noi abbiamo questa difficoltà, specialmente per i bambini che vengono a giocare, i ragazzini che vengono a giocare, che salgono col bus e quindi devono fermarsi qua e fare tutta la strada a piedi, che comunque è un po' impegnativa, ecco, per cui se vogliamo farli fare il riscaldamento prima dell'allenamento va bene, ma penso che non sia questo il caso. Per quanto riguarda il discorso del proseguimento della situazione, qua è un problema anche con la ciclabile sotto, perché se malauguratamente il ponte dovesse cedere, ci sono persone che vanno anche su e giù per la ciclabile, quindi è un problema superiore, e la burocrazia purtroppo non ci permette di risolvere in tempi brevi, secondo me, questo problema, però assolutamente bisogna fare qualcosa. Grazie ad Andrea Giovannini. Segnalo la presenza del consigliere Salvati, mi sporgo per fargli un cenno, che era qui lunedì, era da noi lunedì mattina a Sveglia Trieste, aveva preso carico anche della segnalazione del telespettatore Giuliano, ci ha annunciato la sua richiesta di una commissione ad hoc, una commissione comunale con anche la presenza degli uffici regionali per fare luce, per fare luce sulla situazione, quindi insomma sottolineiamo anche la sua presenza e l'impegno che sta ponendo per la salvaguardia dell'incolumità di tutti, automobilisti, pedoni, studenti e residenti della zona. Noi vi restituiamo la linea, che dobbiamo spostarci altrove geograficamente in città. Laura, grazie e a più tardi. Grazie Bernardo, grazie anche a Giovannini e a più tardi, grazie davvero, e vi diamo conto, siamo sempre così in attesa anche di sapere come sta andando la situazione del maltempo, perché a Muggia può dare qualche problema. Ci hanno inviato delle immagini, possiamo anche farle vedere. Dunque c'è questa situazione che ha visto un picco di marea alle 23:50 circa, 15 centimetri sopra il bordo. Le paratie hanno tenuto, lo vediamo insomma in questo caso, quindi l'acqua sarebbe arrivata sicuramente fino in piazza Marconi, fa sapere il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Qui vediamo insomma la situazione contenuta da queste paratie, da questo sistema che viene adottato in caso appunto di prevista acqua alta, come era appunto con le piogge che ci sono state nel corso di tutta la notte, poi la concomitanza poi dell'alta marea, no? Dell'acqua alta, quindi questa è la situazione. Questi ultimi periodi diciamo che il tempo non ci aiuta, non anche aiuta, perché ci sono delle perturbazioni molto intense che creano dei grossi problemi, e tante volte anche sono estremamente violente, quindi di conseguenza questi sono i risultati purtroppo, e il nostro territorio in linea generale, ma in particolare insomma in certe zone come in questo caso, ne soffre tantissimo, nonostante tante manutenzioni, nonostante tante accortezze, ma la natura è più forte dell'uomo, e questo forse dovrebbe essere un qualcosa che fa riflettere tutti quanti. Assolutamente. Allora poi faremo vedere anche altre immagini per quanto riguarda Muggia. Torniamo alle segnalazioni, perché si torna anche a Lida sul problema di Via dell'Eremo. Dice: mi riallaccio ai problemi di transiti dubbi per segnalare il problema di Via dell'Eremo alta, muro rischio crollo, divieto di transito da anni, nessuno controlla, tutti passano, meno io e mio marito. Se succede qualcosa, si domanda a Lida, fa bene segnalarlo, insomma ci siamo prese l'appunto anche per questa situazione. Anche lì il muro di chi è la pertinenza, quel muro lì, le case che ci sono lì, di chi sono case ATER,
sono case private, il muro di contenimento è del comune, sono tante piccole cose che chiaramente non danno scusanti a quello che è l'intervenire per risolvere il problema, ma è semplicemente per far conoscere che banalmente un piccolo intervento racchiude una concatenazione di problemi e di passaggi che necessitano prima di riuscire ad avere una risoluzione del problema. Allora, ci scrive Claudio Visintin, in realtà ne abbiamo già parlato sul caso di Gorizia, no, del sindaco Ziberna, che è stato condannato, però appunto lo riporta anche lui con precisione nella sua veste di presidente della Fondazione Palazzo Corionini Kronberg. Per quello che può contare la mia piena solidarietà al sindaco amico Rodolfo, che peraltro so che ai noi nulla poteva fare, so che ha adottato un piano della sicurezza per prevenire infortuni realizzato da uno studio specializzato di Udine. Davvero è stata insomma una disgrazia, assolutamente, no? Sì. Quel caso. Bisogna ricordarsi che purtroppo ci sono anche quelle, dopo bisogna verificare le colpe se ci sono, assolutamente, sì. Però purtroppo in certe situazioni esistono la sfiga, la disgrazia, la sciocchezza, tante cose che portano a cose tragiche, e bisogna cercare dalla nostra parte di far di tutto per evitare che questo succeda. Purtroppo la vera tragedia la vive la famiglia, dice Claudio, sì. Ma senza dubbio ne sarà umanamente rattristato anche lui e tutto il CDA della fondazione, è vero, è assolutamente così. Allora, poi c'è un'altra segnalazione sempre per Barbara Odorico, dice: buongiorno, chiedo alla vicepresidente se ha notizie circa la sorte del nostro caro e vecchio ippodromo. Ne abbiamo parlato ieri ampiamente, abbiamo parlato di questo, insomma. È un qualcosa che mi rattrista, perché oltre a essere vicepresidente della circoscrizione, quindi diciamo fa parte della nostra zona, ma io sono cresciuta in via delle Milizie, quindi insomma abitavo veramente lì vicino, insomma è sempre stato parte della mia vita, come la fiera poi, e vedere certe cose che prendono questo decorso è qualcosa veramente di brutto. Poi è un ippodromo del 1820, mi pare, 29, 20, qualcosa del genere, quindi effettivamente è una struttura storica, ed è un vero peccato che non riesca ad avere una riqualificazione. Magari ci sono ippodromi nel resto d'Italia che hanno preso delle strade non solo sull'ippodromo, ma diventano anche ristoranti rinomati, in mente Padova, no? Certo, sì. Ci sono zone dove l'ippodromo ha un qualcosa di molto più così, anche bello, per riuscire a fare anche qualcosa di alternativo, no? Appunto degli eventi, ma credo che c'era anche il periodo che si facevano feste, anche carnevale, ricordo quando ero bambina, insomma venivano fatte tante cose, e si è un po' perso, un po' forse la struttura ha sicuramente bisogno di essere sistemata, ed è un vero peccato, perché è un pezzo della nostra storia e dovremmo riuscire a mantenerlo, magari utilizzando in vari modi e cercando di trovarle una riconversione, perché probabilmente così assolutamente non può andare avanti, però è triste, ecco. Sì. Assolutamente. Allora, dobbiamo concludere questa prima parte della nostra trasmissione. Io ringrazio molto Barbara Odorico per essere stata con noi, la invito a tornare a trovarci qui presto. Quando volete, grazie a tutti. Buona giornata, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Serena Pellegrino. A fra poco. Bentornati in diretta 9:05 del mattino, diamo subito il buongiorno a Serena Pellegrino, consigliera regionale di AVS. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori.
e alle sue telespettatrici. Sono contenta di essere qua con voi oggi. Grazie, grazie di essere qui in questa giornata un po' piovosa, no? Non è proprio bellissima, poi ne parleremo ancora nel corso della puntata, faremo vedere però non lamentiamoci, se piove perché piove, se non piove perché non piove, ma allora piove troppo. C'era solo insomma, una segnalazione, ma è andato tutto bene per Muggia, per l'acqua alta Muggia, no? Questo, quindi insomma, è un teniamo problema sotto controllo, certo. Comunque le paratie hanno funzionato e questa è una buona notizia. Allora, una telefonata subito per lei, allora sentiamola immediatamente. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno Gino. Buongiorno. Io volevo continuare quel discorso sul ponte, eccetera. Per il ponte di evidenziare Campanelle. che, evidentemente più ci sono enti e più si può prospettare il problema che appunto ci siano questi conflitti di interesse, no? Cioè, per quello che mi meraviglia, ma penso che c'è, che ci dovrebbe essere un'autorità superiore di ultima istanza la quale decida le cose, no? Se c'è un problema di ordine pubblico, di interesse pubblico o di protezione del patrimonio pubblico e che gli enti che preposti o che pensano di essere preposti non decidano, dovrebbe intervenire questo ente di ultima istanza. Per esempio, oltre che il discorso del ponte, qui a Trieste c'è il problema della costruzione del nuovo ospedale, che praticamente le costruzioni edili, e lì abbiamo un architetto, mi pare, che è esperto in questo, se una costruzione edile viene abbandonata per tanto tempo si degrada. E quindi tutto quello che è stato costruito probabilmente dovrà essere demolito e ricostruito. È una preoccupazione la cosa. Non da poco, però ha ragione. Lì c'è una conservazione di un patrimonio pubblico, di soldi spesi, che però nessuno muove paglia. E questo con il ponte è la stessa cosa. C'è una ciclabile sotto, sopra passano delle macchine, quindi i cittadini, e tutto un rione gravita su quella strada, è una cosa importante, ci dovrebbe intervenire magari in maniera provvisoria, ma per sanare il momento, come all'ospedale, per completare almeno il tetto e conservare la costruzione. Perché è assurdo, dice che si ritardi appunto l'intervento perché non si sa di chi sia competenza. C'è un rimpallo, ho ascoltato. Prima di arrivare qua mi sono collegata perché ho detto adesso provo a sentire quali sono gli argomenti che... Oggi abbiamo parlato molto di questo. Moltissimo, del moltissimo. Ponte, perché è un intero rione, no, che non riesce a passare. Nonostante io non sia triestina, insomma ormai in questi 3 anni quasi che gravito su Trieste un po' di cose le ho assorbite. E poi devo dire che mi è piaciuta anche moltissimo l'ultima intervista che è stata fatta, che ho soltanto ascoltato perché ero col navigatore acceso, per cui ho solo ascoltato, e che diceva che è molto bello, cioè, paradossalmente da un male, no, potrebbe anche nascere un bene, il Comitato Maddalena, insomma, ricordo come si chiama. Maddalena Vive, certo. Ecco, Maddalena Vive, bellissimo anche come slogan, che dice cerchiamo di fare di necessità virtù, e quindi non dico tornare agli anni 60 perché è praticamente impossibile, per certi aspetti anche meglio sicuramente, ma cerchiamo di far rivivere questo rione. Ritorno su quello che ha detto il signore adesso, sì, ha ragione, quando ci sono più enti, in questo caso c'è la regione, il comune e la ferrovia, no? E FSS. E ognuno si fa il rimpallo. Allora, uno dei problemi, ma lo dico anche per altre città, non è soltanto Udine, una delle lentezze che noi subiamo, lo dico in questo caso dal punto di vista della regione, ma anche a Udine, per esempio, c'è una situazione analoga. I problemi che noi viviamo con il tavolo concertato con le ferrovie dello Stato è enorme, perché evidentemente hanno delle tempistiche, ma possiamo anche capirlo, perché insomma le ferrovie non è come cambiare di senso una strada oppure rappezzare dove ci sono dei problemi.
Con la ferrovia tutto diventa molto molto più lungo. Faccio l'esempio, a Udine si vogliono chiudere 5 passaggi a livello, mi pare che siano 5, e spostare quella tratta ferroviaria che entra dentro la città, e noi siamo terrorizzati di avere una Viareggio 2, e quindi spostare questi mezzi su un'altra tratta, chiudere quei 5 passaggi a livello, fare un parco urbano, che insomma se ne è fatte tantissime di esperienze di questo tipo in altre città. Bene, stiamo procrastinando, anche l'assessora Mirante ha fatto un protocollo col comune di Udine con una data non certa. Ecco, ovviamente i cittadini sono arrabbiatissimi, non ne possono più, ci sono incidenti ripetuti, e quindi il problema, mi viene da dire, e non per rimpallare, ma proprio avendola vista anche dal punto di vista nazionale, insomma, quando ero in Parlamento, e tra l'altro ero proprio in quella commissione dove si trattava di queste tematiche, e quindi ogni volta che facevamo la commissione congiunta con la commissione dei trasporti che parla delle ferrovie dello Stato, noi avevamo il blocco. Ecco, per cui io non temo che la soluzione non venga, ecco, ma potrebbe non arrivare subito. Abbiamo fatto comunque, proprio su questo tema qui, sulla pista ciclabile, quella Couture cosiddetta, certo, sì. Abbiamo fatto forse 2 settimane fa, se non sbaglio, un'audizione dove abbiamo parlato proprio di questo tema, intanto per quello che riguarda la ciclovia. E devo dire che è stata un'audizione molto partecipata, dove c'è stato un coro unanime. Non ho percepito, insomma, noi abbiamo tante audizioni, la nostra commissione se ne fanno tante. In cui c'è un po' di litigio e tante volte ci sono, insomma, un po' di tensioni. Invece in quella circostanza c'è stato proprio una sorta di unisono, e mi auguro appunto che le cose procedano nel migliore dei modi, giusto così, ma sto dicendo a pezzettini. Per quello che riguarda invece l'ospedale di Cattinara, perché non voglio svicolare dalla domanda che ha fatto il signor Gino. Esatto, Gino. Io con i nomi ho qualche problema, perché ne ho talmente tanti in testa che ogni tanto fatico a ricordarmeli tutti. Spesso, signor Gino. Ah, bene. E io ho fatto un'interrogazione anche su questo, sollecitata ovviamente sempre dai cittadini, dove si è fatto alla velocità della luce, abbiamo disboscato la pineta, in un paio di giorni abbiamo tolto la possibilità di avere ossigeno su quell'area, e poi è tutto bloccato. Allora, sono d'accordo con il signore che è un edificio che non viene, già un edificio fatto e finito, che non gli si fa la manutenzione giusta, questo edificio si degrada per natura. Anche figuriamoci un edificio che viene lasciato così a metà, ne abbiamo visti tantissimi, oppure situazioni di degrado come quello dell'ex Fiera, no? Che c'è sempre qua a Trieste. Ne parlavamo prima, fra l'altro. Sì, la questione dei vetri la ricordiamo, no? Adesso abbiamo visto che sono stati tolti. Evidentemente le varie sollecitazioni hanno aiutato. Sì, questo secondo me è un problema grosso. E un signore prima ho sentito che diceva non è un problema di destra né di sinistra. Ecco, io credo invece che ci siano delle cose che sicuramente sono sopra di noi e che riguardano la concertazione, però penso anche che la politica si faccia anche a livello amministrativo e quindi anche nei comuni, e ci siano delle scelte da fare, delle priorità, e questo sì, trovo che sia di destra o di sinistra. Allora, c'è un'altra telefonata. Sono andata un po' lunga, ma il signore mi ha sollecitato tantissimo. Insomma, erano 2 temi non da poco. Allora, buongiorno, chi è in linea con noi? No, dottoressa, vorrei capire una cosa. Prego. Durante tutti gli interventi, mi ha colpito che c'è stato un incidente su quel ponte. Sì. E che ha divelto il parapetto. Sì. Ma tutti gli automobili devono essere assicurati. Ragione per cui stiamo discutendo sul niente.
No? Ho capito, dice chi ha fatto il danno dovrebbe ripararlo. Il problema però è più complesso perché i vigili del fuoco hanno verificato che ci potrebbero essere rischi anche di avvallamenti sul ponte, quindi va fatta una perizia. Che quell'incidente non sia stato provocato dall'avvallamento sul ponte? Infatti, per questo ci sono i periti apposta che fanno tutte le valutazioni con le del perizie caso. tecniche, no? Per questo dico che è più complesso di quello che potrebbe sembrare fra virgolette banale incidente che butta giù il parapetto. Il famoso uovo e gallina. Esatto, no? Che cosa è venuto prima, insomma. Sì, però bisogna denunciare il discorso all'assicurazione. Anche l'assicurazione potrebbe dire qualcosa. Ma sicuramente gli assicuratori sono molto attenti. Gli assicuratori non dicono mai niente se non sono sollecitati. Prima di pagare un assicuratore cerca di capire se il danno proviene da lui o proviene dall'altro. Quindi... E quindi sono in corso sicuramente le perizie. Anche perché quando si fa un incidente i danni al guardrail, per esempio, se ci sono dei danni al guardrail, paga chi ha commesso l'incidente, per cui l'assicurazione deve pagare. In questo caso, se per caso, adesso non conosco la dinamica, che cosa è successo, ma penso che se si sono fermati... Sì. E poi, se mi è consentito... Sì? Volevo chiedere un'altra cosa alla consigliera Pellegrino. Esiste una legge sul dopo di noi. Sì. Purtroppo io sono coinvolto in quella situazione. Si può applicare questa legge o bisogna andare in privato? Ho capito. Ha ragione. Ha ragione, una bella domanda. Intanto ci dispiace naturalmente, come lei, insomma, sono tante le persone che attendono l'applicazione, no, di questa legge per il dopo di noi. Grazie. E buona giornata. Allora... rispondo velocemente a questa legge perché è una di quelle leggi che io ho votato quando ero in Parlamento e ha avuto l'unanimità quella legge, ovviamente, ed era di iniziativa parlamentare, non di iniziativa di governo. E spesso, come accadono, le iniziative di legge parlamentare incredibilmente hanno l'unanimità, invece quelle leggi che arrivano dal governo spaccano persino la maggioranza. Questo è un dato che deve essere veramente tenuto in considerazione, ma da sempre, non è soltanto adesso, non è soltanto prima. E questa legge è una legge che ha avuto veramente un grandissimo successo. Fa parte di quel pacchetto di leggi che si dice la politica, no? Quali sono le priorità. Ecco, questa è stata una priorità di quel governo e che noi abbiamo sostenuto. Peccato però che se uno costruisce un bel contenitore, anche con delle motivazioni importanti, ma poi non gli dà le gambe strutturali, economiche per farla camminare, è soltanto una bella fiore all'occhiello che uno si mette per poter fare un bel comunicato stampa e dire: sai che bravo che sono stato, ho fatto questa legge. Ecco, purtroppo questa legge rientra un po' tra quelle che sono state fatte bene, siamo tutti contenti, però ci sono sempre più persone che si trovano in questa situazione e quel dopo di noi veramente pesa e grava sui genitori di queste persone, sulle famiglie che si trovano in questa situazione. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia della consigliera Pellegrino. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia di Serena Pellegrino. Allora, c'è già subito una telefonata in attesa, la sentiamo, buongiorno. Buongiorno signora Bucarella, buongiorno a lei e alla consigliera Pellegrino, Nivea. Nivea, buongiorno. Intanto, consigliera, io vorrei fare la mia empatia verso di lei, anche se il suo partito non lo voterò mai. Ecco, pazienza, per essere sincera. Però volevo dire una cosa, insomma,
Prima, se lei ha sentito, mentre era in macchina, c'era un signore che ha detto che ci vorrebbe una perizia. I vigili del fuoco hanno dentro ingegneri, periti, hanno di tutte le qualità, sono specializzati, per cui se hanno fatto un'email con quella descrizione che ha letto il nostro Bernardo, vuol dire che qualcosa c'è. Adesso io dico, prima di tutto viene la sicurezza dei cittadini, anzi mi scuso se insisto sul ponte che con la regione veramente no, abbiamo fatto i bilanci della regione, del comune, mi sembra che il denaro non manchi, anche per tante piccole cose che veramente per me sono contraria e non dico quali, ma va bene così. Allora perché non anticipa la regione o il comune questo denaro e poi le diatribe fra gli enti, ferrovie, regione, comune si risolvono dopo, perché bisogna dare la precedenza alla sicurezza dei cittadini. Giusto? Sì. Ecco, tutto questo volevo dire, grazie. Grazie Nivea. Mi sembra un intervento di buon senso. Sì. No? Tra l'altro, se mi viene anche da dire che la signora ha assolutamente ragione e proprio sono in linea con lei, soprattutto sulla questione del denaro, perché mai come in questo momento la nostra regione trabocca di denaro. Noi vediamo delle poste veramente quasi imbarazzanti. Abbiamo messo 80.000 euro per togliere i piccioni nei comuni sotto i 5.000 abitanti, adesso mi ricordo qual era la cifra, ma se voi andate a vedere che emendamenti sono stati fatti all'ultima legge di bilancio, è veramente alcuni sono proprio da ridere. E abbiamo dato magliette, io sono Friuli Venezia Giulia, a tutti, dagli alpini ai cori, a tutto il mondo. E poi ci troviamo in questa situazione. Ho saputo addirittura che dall'assessorato sono state fatte delle richieste direttamente ai comuni dicendo fatemi progetti perché abbiamo un sacco di denaro, e questo non lo trovo come una cosa negativa, la trovo molto positiva. Però allora evidentemente c'è qualcosa che non quadra, soprattutto perché il comune è di centrodestra, la regione è di centrodestra, le ferrovie dello Stato rispondono a un Parlamento e a un governo di centrodestra. Quindi più facile di così uno dovrebbe dire. Tra l'altro, il famoso allineamento dei pianeti. Sì, tra l'altro la nomea del centro-sinistra che siamo come si dice, intellettuali, che facciamo le elucubrazioni e per cui procrastiniamo, ci parliamo tutti quanti, e invece il centrodestra si mette lì in 4 a un tavolo quadrato 1 per 1 e in un attimo risolvono i problemi. Allora, evidentemente così non è. C'è tanta narrazione sia da una parte che dall'altra. Allora, hai tutta la filiera completa dal punto di vista politico. Hai il denaro, cosa c'è che manca? Allora, siccome io non sono nel tavolo dei bottoni e non sono seduta a quel tavolo quadrato 1 per 1, purtroppo non lo so, posso soltanto immaginare. Ecco, io penso che ci sia proprio dei passaggi, perché non voglio fare l'avvocato del diavolo, perché in questo caso loro sono il diavolo, sì. Però ci siano dei passaggi burocratici che sicuramente bloccano qualcosa. Non credo che ci sia la mancanza di volontà nel risolvere il problema, e quindi sono molto generosa nei confronti di queste amministrazioni. Devo dire però che e questo va a scapito sia del centrodestra che del centrosinistra, che troppe volte il denaro messo per aggiustare è un denaro che va nel bilancio della spesa, il denaro che viene messo per le strade nuove è nel bilancio, nella nota investimento. E questo è un problema enorme, perché sta creando dei disagi a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, anche se fossi io al governo, architetto, che mi piacciono determinate cose, che vi ho detto un sacco di cose belle in tutti questi anni, perché è un nodo sostanziale. Se io faccio una nuova strada, i soldi li trovo. Se devo mettere le pezze in una strada usata, esistente, non li trovo. Questo è un problema enorme, è un problema che va a monte. Allora, o noi invertiamo e diciamo che
mettere a posto un ponte è veramente investimento, come si diceva, come diceva il mio professore Ponti, tra l'altro si chiamava Ponti, Marco Ponti, di economia dei trasporti, e diceva che un'economia si fonda, no, su fare ponti, non necessariamente ponti nuovi, ma anche ristabilire nuovi ponti. Faceva questo esempio che mi è sempre piaciuto. Allora, se crolla un ponte che mette vicino due comunità, quelle due comunità sono più ricche o sono più povere? E questa è una domanda che ci aveva fatto a noi studenti. Allora, noi in maniera molto così terra, di buon senso, diciamo, sono sicuramente più povere. E invece lui ha detto, no, sono più ricche. Perché? Perché per costruire il nuovo ponte, per fare tutta l'infrastruttura nuova, incremento il prodotto interno lordo, si muove una determinata economia molto, molto grossa e quindi diventano paradossalmente più ricche. Questa è economia dei trasporti, no? Penso di essere stata abbastanza chiara, certo. Proprio un esempio banale. E questo professore ci ha fatto capire purtroppo subito qual è il problema delle nuove infrastrutture o quelle relative invece alla messa in sicurezza di quelle esistenti. E noi ci ritroviamo con strade distrutte, il FVG strade, io ho detto, avete trasferito tutta la messa in sicurezza delle strade esistenti agli EDR, che le persone non sanno neanche cosa è questa sigla, EDR. Essere più o meno l'ex provincia, ma non è proprio così, perché lì mettiamo del denaro e non sappiamo che cosa succede di quel denaro. Bene, tutto quello che riguarda la messa in sicurezza delle strade esistenti sono finite tutte RDR, mentre FVG strade continua a fare strade nuove. Allora, per mantenere in piedi FVG strade dobbiamo continuare a fare strade nuove. Benissimo, noi abbiamo questo contenitore importante che è FVG strade, che ce lo invidiano in tutte le regioni, però io mi chiedo quante strade nuove possiamo continuare a fare per mantenere in piedi FVG strade? Non lo so, probabilmente ne abbiamo fin troppe di strade nuove. Allora, si inventano i ponti diga, la Cimpello Sequas, o anzi adesso Cimpello Dignano Gemona e la Gronda di Pordenone, e si inventano ogni volta una serie di progetti. Invece io ho fatto un emendamento dicendo, ma mettete a posto strade, perché ne abbiamo tantissime, visto che voi vi chiamate FVG strade, non necessariamente FVG strade nuove. Chiarissimo. Allora, facciamo vedere l'immagine della situazione questa notte di Muggia. Le paratie hanno retto, lo dicevamo prima, c'è stato il picco di marea alle 23:50, insomma sotto mezzanotte, ma insomma la situazione è tornata sotto controllo assolutamente, insomma le paratie sono servite a contenere l'alta marea appunto a Muggia. Questo è uno dei punti più critici, no? Ci scrive il sindaco che se non ci fossero state le paratie probabilmente, come spesso è successo in passato, ci sarebbe stato l'allagamento, insomma proprio anche fino in piazza Marconi, che è là vicino. Allora, una telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, qua parlo da Roma, io sono il meraviglioso Figone, mi chiamo Matteo Salvini, quando sento parlare di ponti mi avvio subito e ho sentito il problema del ponte di Campanelle, e noi lo faremo ancora più grande, attaccheremo il ponte di Campanelle fino al stretto di Messina. Benissimo. Ma intanto io propongo di fare l'odovia, cambiarla e portare l'odovia a Campanelle. Bellissimo, simpaticissimo. Ci è piaciuta, stupenda. Ci era allegrato. Allora, intanto sono molto contento di aver sentito delle telefonate, va bene, molto responsabili dei cittadini e molto mature. Ma via questo, io sto dicendo una parola che è una parola di base, che questa è una situazione a mio avviso che fa parte del sistema paese. La burocrazia è un'arma che si è inventata la politica negli anni che sono trascorsi da quando che esiste la Repubblica. La burocrazia è solamente uno strumento, va bene, che fa comodo per non prendersi le proprie responsabilità. Quello però che mi piace, sono molto soddisfatto, che ogni telefonata che è stata fatta, veramente siamo, insomma, la gente è matura e riesce a ragionare in modo molto più
perfetto di quello che ragiona bene tante volte la politica. Io vi saluto e buona giornata. Grazie a lei, grazie a questo sedicente Matteo Salvini, chiaramente non è lui. Troppo simpatico, veramente. Grazie molte, buona giornata, ci ha fatto sorridere, ma insomma moltissimo. Anche centrato, no, il tema. Sì, simpatico, infatti come sta succedendo adesso in Sicilia, Madre Natura evidentemente fa il suo e ci dà quasi ragione, insomma. Spero che il ministro Salvini faccia un passo indietro sulla questione del ponte, anche perché, dobbiamo dirlo, se dovesse essere fatto il ponte, questo non si dice mai, ma chi abita a Messina, mio collega architetto me l'ha detto, quindi insomma non è una persona così, o non è un sentito dire, chi abita a Messina, per arrivare, se dovesse essere fatto il ponte, per arrivare a Reggio Calabria fa più o meno una cinquantina di chilometri, perché ora che arriva all'imbocco del ponte, che supera il ponte, che arriva a Reggio Calabria, sono più o meno una cinquantina di chilometri. Quindi non è il ponte di 3 chilometri quello che dovrebbe essere, che risolve, unisce le due sponde. Non risolverebbe comunque granché il problema. Invece bisognerebbe ben potenziare tutti gli scafi, tutto quello che, insomma, tra l'altro poi ha generato un'economia strepitosa. Noi sappiamo che ci sono alcune ditte che stanno facendo, insomma, si mettono di traverso perché si possa fare il ponte. D'altronde se tu fai il ponte hai mandato a casa, insomma, ormai tantissime. Piuttosto invece vediamo di fare tutto quello che è all'interno della Sicilia, perché da Catania a Palermo, se uno prende un mezzo pubblico e può prendere soltanto un autobus, impiega 4 ore con l'autobus. Senza dimenticare poi la Salerno-Reggio Calabria, no? No, la Salerno-Reggio Calabria ha dell'incredibile, ma è stata compiuta, è stata fatta con una fatica enorme ed è gratuita ed è stupenda. Percorrerla è veramente una cosa, finalmente. Però comunque insomma la battuta, ma assolutamente, prima di arrivarci è stato impossibile. Quello che ha detto il sedicente Matteo Salvini nella sua telefonata, quando dice che alle volte i cittadini sono più maturi della politica, ma io lo sottoscrivo, perché girando per tutta Italia, negli ultimi anni, insomma, ho girato tantissimo, tante volte dicevo, ma chi vi governa non è alla vostra altezza. Però allora spieghiamoci. In democrazia sono i rappresentanti dei cittadini. Allora io penso che bisognerebbe che le persone, perché tutti quanti, 60 milioni o meno i minorenni, possono candidarsi, possono prendere parte alle elezioni come elettorato che potrà andare a governare, sia l'opposizione che al governo. E tutti possono votare, tutti, perché abbiamo per fortuna reso universale il voto, uomini e donne dai 18 anni in su. E perché chi è nelle istituzioni non assomiglia ai cittadini e alle cittadine? Perché abbiamo sempre una riduzione maggiore del numero di elettori? Se ci si allontana dal processo democratico e soprattutto dall'attività democratica, e poi non ci si può lamentare. Allora io invito il sedicente Matteo Salvini a diventare un vero Matteo Salvini, a entrare nelle istituzioni, candidarsi, perché è sempre più complicato trovare persone che si vogliono candidare e quindi la platea è molto molto ridotta e ci sono sempre meno persone che vanno a votare. E io temo che poi dopo tutto questo possa sfociare in una sorta non di dittatura a tutti gli effetti, ma di una cosiddetta democratura che fa finta di essere una democrazia, ma dentro si infilano, dentro i gangli della democrazia si infila una dittatura più pesante. Il potere. Allora ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria della mattinata, a fra pochissimo.
Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Serena Pellegrino. Allora, stavo leggendo una vignetta che ci ha mandato Marco Englaro sull'Ovovia, sulla Cabinovia, insomma, no? È sempre un tema che poi riguarda le infrastrutture. Allora, prima fin su, dopo dritta fin zo, perché c'è stata questa ipotesi, no, del linea solo attraverso Portovecchio, la prossima ferma al posto dell'Occio de Massimiliano, che dovrebbe essere realizzato appunto dalle parti della stazione ferroviaria, proprio quindi di Piazza Libertà, dello spiazzo che è stato creato al posto della vecchia sala Tripkovic, no? Quindi ha fatto questa bella vignetta con Massimiliano che controlla. Vediamo, grazie a Marco Englaro per la bella vignetta. Allora, una telefonata, buongiorno. Chi è in linea con noi? Pronto, qua c'è Gianni. Oh Gianni, buongiorno. Volevo solo sapere se è arrivata una mia email alle 8:22, ma non per me, perché volevo ricordare quel professor universitario che tante volte veniva qua a Tele4 e che personalmente è Diego Redivo, sì, e dopo volevo aggiungere cioè ricordare che l'altro sabato sul piccolo a pagina 42 era la storia delle Cariatidi, quelle che si trovava in Piazza Goldoni, ex Piazza della Legna. Qui era il Teatro Armonia e quelle Cariatidi ne resta solo 4. Questo professore o signor che ha scritto l'articolo e ha scritto tantissime robe riguardo non la storia del teatro, ma proprio sulle Cariatidi, tutte quelle robe là. Era forse di Zeno Saracino, forse l'articolo, se non mi ricordo male. Si trova nella casa o nella villa dove era la Marina, l'Accademia della Marina austriaca con la presenza di Massimiliano. Allora, queste Cariatidi per noi triestini, scusa la monada che dico, ma però è la verità, quando passiamo per strada delle Novere, perché là gli aveva Rio Rospo, gli aveva la nave per fare gli allenamenti, quando si arriva per via Rospo, quando che le vedevo che è una trattoria, adesso non so cosa che fa, perché parlo di qualche anno fa, che più volte ho parlato con quel de Muia, che per ringraziarli che ne salva queste quattro Cariatidi, per noi triestini, che passiamo di là, le chiamiamo le tettone. Con questo ho finito e la saluto. Volevo dire che ho 92 anni presto e che sono da sempre votare. Grande Gianni, bravissimo. Ha ragione, ha fatto bene. Che vieni dopo chi che vieni, però se è giusto esprime il proprio voto, almeno per me, perché ne ricordo era un'associazione civica dopo la guerra che scriveva chi non vota e Zucca vota. E Zucca vota, questa me la devo scrivere. Mi piace. Grazie Gianni, con la sua saggezza davvero ci ha fatto piacere ricevere questa telefonata e purtroppo forse il problema di non andare a votare riguarda sempre più i giovani, no? Che si sentono sempre ma li più abbiamo staccati. Abbandonati, anzi sono stati ben costruiti ad arte, dicendo stai attaccato qui e non pensare a niente perché qua hai tutte le soluzioni ai tuoi problemi. Poi dopo Covid ancora peggio. Sempre peggio, è vero, e quindi si è acuito questo problema. Quando, non so se vi ricordate, quella frase si diceva distanziamento sociale. Questa frase mi faceva venire la pelle d'oca. Cioè, no, ma scusate, non distanziamento sociale, distanziamento fisico. Infatti, e magari se stiamo a questa distanza non abbiamo nessun problema, ma noi socializziamo. Cioè stiamo socializzando in questo momento con le telefonate, con lei che parla. Infatti.
Stiamo a socialità. Ma questa frase distanziamento sociale entra nella capocina, no? E a un certo punto c'è sì. Crea un'abitudine. Crea un'abitudine e comunque tu ti allontani. E hai allontanato sempre di più le persone tra di loro e fanno fatica anche a stare assieme. Poi il Covid ha anche esacerbato moltissimo le relazioni umane, quelle che si vivevano all'interno delle case, perché stare per 2 anni di fila, perché così è andato, a parte l'estate dove tra l'altro la cosa abbastanza buffa, ma questa cosa qua veramente la dico con una sorta di autocritica anche, dare il bonus vacanze dove fino a un minuto prima avevi detto che le persone dovevano starsene chiuse in casa e non vedersi, dare il bonus vacanze e non poter uscire dai confini del nostro paese, tutti quanti uno sopra l'altro nelle spiagge della nostra bella penisola e poi dopo a novembre di nuovo tutti chiusi a casa. Ecco, così era giusto una piccola nota, un piccolo sassolino che mi sono tolta dalla scarpa perché questo mi è sembrata una roba veramente paradossale. Però la parola distanziamento sociale ha fatto purtroppo il suo. Ormai si fanno riunioni tutte da remoto, non ci si vede, non si possono fare più i cosiddetti capannelli dopo le assemblee o all'interno delle assemblee dove tu ti facevi un caffè col tuo anche compagno di partito e ti raccontavi che cosa è successo in Friuli e quello ti raccontava cosa succedeva in Calabria e questo ci ha proprio sezionato e ci ha allontanato sempre più. E il distanziamento sociale è andato perfettamente a segno, questo secondo me va detto. E i ragazzi hanno subito più di tutti, si ritrovano il sabato sera un po' anche per sballare e per così trovare un po' di diversivi e poi purtroppo finisce lì, ma è un problema che abbiamo svuotato il contenitore di contenuti, questa è la verità. È vero. E aver detto sono tutti uguali, tutti ladri, vuol dire che alla fine nessuno è ladro perché nessuno paga, perché se sono tutti nessuno paga, però nell'immaginario collettivo c'è un distaccamento anche da quella parte politica che è quella attiva, quella istituzionale. E poi alla fine cosa succede? Come ho detto prima, meglio la dittatura, ma insomma io direi anche no. Allora, purtroppo non abbiamo ricevuto la mail di Gianni, quindi ci ha fatto ancora più piacere che abbia telefonato, sì. Non l'abbiamo ricevuta, però so che voleva ricordare... Com'era lo slogan finale? Chi non vota è zucca vuota, se non mi Mamma, sbaglio. Questa me la scrivo. È bella, sì. Voleva ricordare lo storico Diego Redivo che ci ha lasciato da poco, insomma, dopo una malattia, era spesso ospite anche qui a Tele 4 con la sua competenza proprio e i suoi studi, le sue ricerche. Quando muore una persona di questo tipo a me fa un dolore enorme perché si porta via tutto il suo portato intellettuale, di conoscenze. Questa è una cosa veramente che mi addolora perché la morte è qualcosa di naturale se avviene in maniera naturale, alla giusta età, eccetera. Però tutto quello che si porta via è la cosa che ferisce di più. È vero. Forse è l'unico motivo per cui accetterei di mettere un'antenna e trasferire in una piccola chiavetta tutto quello che ho imparato per poterlo dare a chi lo vuole poi. Allora, qui tra i nostri telespettatori c'è più di un fan della nostra ospite, ci scrive ad esempio Antonio, dice ammiro come sempre l'ospite per la competenza e l'equilibrio e perché no per il gentile aspetto. Grazie al nostro telespettatore, mentre Marco Inglaro ci invia un'altra vignetta, la vediamo insieme, sul ponte di Campanelle. Allora, tutti che se lamenta de sto ponte de Campanelle, ogni volta che passa un'auto le suona tutte e le campanelle. Bella, anche questa ci ha fatto ridere. Questa è anche molto carina. Molto carina. Grazie, molto carina. Beh, sempre sul pezzo, lo ringraziamo veramente perché ci fa sorridere, alleggerisce poi quelli che sono anche problemi magari seri. Beh, ma l'essere umano l'ha sempre fatto, da che mondo è mondo. Infatti. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Sì, buongiorno. Mi sente? Sì, la sentiamo. Guardi, io chiamo
proprio un problema sociale, mi sembra che sia diventato, riguardo a quello che è successo in via Lazaretto Vecchio, di queste bande di ragazzini. Io parlo dalla zona di via Molino Vento. Guardi, noi siamo da un anno e anche più prigionieri di questi ragazzini. Sono ragazzi misti, italiani, stranieri, di colore. Noi siamo qui, case Ater, ci hanno fatto dei danni incredibili. Vandalismi delle case Ater. Sì, noi abbiamo fatto denunce, carabinieri, Ater, esposti, nessuno fa niente. Ci hanno rotto gli ascensori, ci staccano la luce, ci hanno rotto 28 cassette della posta, tutte rotte, tutte sfondate. C'è gente che abita negli appartamenti che non hanno il diritto di abitare. Quindi anche in via Molino Vento, in tutto il complesso si va dall'88 al 106. È un disastro, la gente purtroppo siamo tutti anziani, gente che ha tanti problemi. Si sono installate delle famiglie qui, è una cosa incredibile. Il problema è che nessuno fa niente. Siamo stati all'altro, siamo stati qui. Perché dura da tanto tempo questa questo situazione? Dura da più di un anno. I carabinieri ci dicono se noi non prendiamo con le mani nel sacco non possiamo fare niente. Abbiamo fatto le sposte, siamo stati decine di volte. È una cosa incredibile, è una roba insostenibile. Lo capiamo. Abbiamo all'Ater, abbiamo parlato, adesso abbiamo fatto delle cose anche in via legale, vediamo come finirà. Però volevo fare questa constatazione. Grazie di averci segnalato questa situazione, avevamo già raccolto, appunto l'ha ricordato prima, quella di via Lazaretto Vecchio, vi abbiamo già fatto visita un paio di volte in quel complesso, torneremo magari, se può lasciare anche il suo nome, il numero in segreteria, così magari torniamo a trovarvi e vediamo qual è la situazione per capire se si può fare qualcosa, perché immaginiamo insomma che sia una situazione davvero pesante. Grazie intanto per la segnalazione, è terribile insomma trovarsi così in balia. No? È orribile. Mentre parlava visualizzavo la scena, perché il signore è stato veramente molto bravo nella descrizione e ci ha fatto capire perfettamente, solo chi non lo vuol capire non lo comprende. Dice finché non le troviamo con le mani nel sacco noi non possiamo saperlo. Allora la soluzione che ci viene prospettata il più delle volte è aumentiamo il numero dei controllori e non abbiamo però disponibilità, perché anche i sindacati di polizia ce lo dicono in maniera molto chiara che manca personale. Fra 7-8 anni, io penso per esempio a quelli che eravamo noi nelle scuole, che le scuole arrivavano fino alla P, no? le sezioni, perché eravamo tantissimi, e tutti questi che sono nati negli anni 60 andranno tra poco in pensione, quindi ulteriore vuoto, non c'è il ricambio. Le telecamere, ci chiedono di mettere le telecamere? Sì, ma poi uno deve visionare la telecamera e tutto quello registrato per 24 ore, e quindi devi avere una persona che ti controlla il registrato nelle 24 ore. Allora, il nodo fondamentale non è la risoluzione dell'ultimo metro quando viene fatto l'atto vandalico, ma è a monte. Prima parlavamo dei ragazzi che sono stati lasciati allo sbando. Quando si comincia a demolire la scuola, quando si comincia a dire che le istituzioni vanno male da tutte le parti, soprattutto quelle che portano ai principi e ai contenuti valoriali e significativi dal punto di vista educativo. Mi hai tolto, una volta c'erano gli oratori, io sto parlando anche non necessariamente di cose... Ci sono anche i ricreatori, che sono sorte di oratori laici, diciamo. Mi togli gli spazi di aggregazione, ma non di aggregazione che deve essere il bar dalle 23 alle 4 del mattino. Gli spazi di aggregazione sociale, di quella bella
cooperazione che ti faceva fare la raccolta della carta. Adesso sto raccontando delle cose veramente che sembrano dell'anteguerra, ma dell'anteguerra di tutte queste guerre ultime sicuramente. Questo sì, però era un modo per salire sul carro e andare e fare, socializzare. Quel signore che prima ha detto del rione Maddalena, no? Come si chiama? Maddalena Vive. Sì. Ecco. Questo bisogna recuperare. Allora recuperiamo veramente i ragazzi, ma se noi ci chiudiamo per difenderci anche, ci trinceriamo dentro le nostre case, e dove anche l'Ater cosa può fare? L'unica cosa che può fare è rimettere a posto e ricomperare le cassette della posta, che nel giro di 24 ore saranno divente puntualmente nella stessa maniera. L'ascensore è nuovo, ma questa è una soluzione che è una pezza che non copre il buco e non lo risolve. Allora, se noi investiamo, come dicevo prima, dal punto di vista istituzionale, sceglie delle priorità, se mi sceglie di mettere della vigilanza anche privata, come per esempio è successo questa settimana, lunedì, quando abbiamo votato la mozione del consigliere Novelli, una mozione da pelle d'oca, dove ti dice che noi dobbiamo potenziare la vigilanza e la sicurezza anche avvalendoci di servizi privati. Allora, siccome in questo periodo, non so se voi avete visto, ma ci stanno bombardando di video dell'ICE, Police ICE dovrebbe chiamarsi, sì. E che cosa hanno fatto in Minnesota? Ecco, tra l'altro lo stesso Trump ieri ha ritirato 700 poliziotti dell'ICE, quindi anche così Trump. Quello Trump che sta facendo, premendo sull'acceleratore a tavoletta in quella direzione, sta facendo un po' di marcia indietro, quindi evidentemente non è quella la strada da percorrere. Facciamo delle operazioni sociali. Questa è invece, questa è vera, ma oltre che prevenzione veramente diventa strutturale. Allora Mauro ci scrive: buongiorno, complimenti all'ospite. E ci racconta: mia nonna è morta nel 2017 a pochi mesi dai 110 anni, e complimenti, a 104 ha voluto rinnovare la tessera elettorale, questa era l'importanza che gli anziani davano al diritto di voto. È una bella storia. Questa, mia mamma è l'esempio vivente, che ha 91 anni, li farà tra pochi giorni, e non ci vede, tra l'altro insomma vede poco, ha grossi problemi, però lei non ha mancato mai a una competizione elettorale, non si è mai tirata indietro. Ma perché loro sapevano benissimo, soprattutto le donne, sapevano benissimo che cosa voleva dire ottenere quel voto. Insomma, bellissimo quel film della Cortellesi che fa capire l'importanza. Ma ho letto di recente, adesso non ricordo chi è che l'ha detta, ma un rappresentante istituzionale, che il voto alle donne è stato un aggravio alla famiglia. Qualche rappresentante di qualche comune. Adesso non me lo ricordo, però insomma è stata fatta di un comune, che è un comune tra l'altro non l'ho neanche mai sentito nominare, dell'Emilia Romagna, mi pare, addirittura, della provincia di Modena, può essere, ecco. Sì, tra l'altro l'Emilia Romagna, che è quella che ha fatto la storia in Italia, purtroppo sentirsi dire ancora da un rappresentante istituzionale una frase di questo tipo, per me, che sono una donna rappresentante delle istituzioni, mi fa mal pensare, e devo assolutamente lavorare ancora di più rispetto a quello che ho fatto fino adesso, perché se escono ancora queste frasi sono molto molto pericolose. Consigliere comunale di Formigine, provincia di Modena. Ecco, mi ricordavo che cominciava con la Riva, questo consigliere ha detto: il diritto di voto alle donne è un attacco all'unità familiare. Ma che cosa pazzesca, ma che cosa pazzesca, veramente. No, le vogliamo a casa, chiuse a casa, che non parlino di politica, che tirino su i figli, che spazzino a casa, e basta che l'uomo faccia. Mi ricorda, allora, la sala del Parlamento, l'aula grande del Parlamento, c'è secondi proprio. Pochissimo. Vabbè, allora lo racconto questo perché è molto carina. Allora, ci sono 3 finestre, 3 porte che affacciano sull'aula del Parlamento, e dietro c'è la Salone della Regina.
La regina poteva affacciarsi sul grande salone del Parlamento, ma solo se il Parlamento non era in funzione. Quindi la regina poteva affacciarsi solo se il Parlamento non era in funzione. Ecco, non vorrei che tornassimo proprio a questo. Allora, non abbiamo fatto in tempo a parlare di sanità, di tutto lo scontro che c'è stato in Regione, quindi invito a tornare Serena Pellegrino tutte le volte che voi mi chiamate, la prossima volta per continuare a parlarne. Sicuramente oggi eravamo un po' così monopolizzati dal caso del ponte di Campanelle. Allora, grazie Serena Pellegrino, grazie a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata.